Così anche sto anno è arrivato. Era peggio se non arrivava, però eravamo lì. L'alternativa era ben peggiore se non arriva il Natale. E aspetta la neve. Natale con la neve e non arriva. Mai, non arriva mai. Stiamo aspettando questa notte già da un anno per fare festa fino a Capodanno, facendo nostre le migliori intenzioni come l'uvetta dentro i panettoni. Noi non promettiamo niente perché noi siamo deficienti e poco influenti. Natale, non è detto che tu debba vestirti male. Natale, il maglione corre nell'agrifoglio un barbone. Natale, con quel maglione che sembri un coglione, con quel maglione che sembri un coglione. Natale si mangia e si beve e dopo ci si pente perché dopo la dieta per la prova costume tutto così, solite robe. Stiamo aspettando che arrivi sto Natale e che i problemi riesca a cancellare. Porti a tutti serenità e amore e la salute nel cervello, nel cuore. Ma tu rovini tutto. Ma tu così vestito fai passare l'appetito. Natale, non è detto che tu debba vestirti male. Natale, il maglione, le renne, l'agrifoglio, un barbone. Natale, con quel maglione che sembri un coglione, con quel maglione che sembri un coglione. Se te l'hanno regalato di sicuro è riciclato, se invece l'hai comprato il commesso ti ha fregato. Se lo metti a Natale di sicuro porta male, se lo metti a Capodanno porta sfiga tutto l'anno. E oh, ai, oh, a tutti buon Natale, buon Natale. E oh, ai, oh, auguri buon Natale, buon Natale. E oh, ai, oh, a tutti buon Natale, buon Natale. E oh, ai, oh, auguri buon Natale. Ma la cosa peggiore, So cosa vuoi devo dire, guarda che la è stavo la cosa pensando più anch'io. fastidiosa Quella più questa mania, i maglioni di Natale, i maglioni di Natale, sta gente che butta su ferro. no, per amate, dai, Americanale, dai. Auguri. E non potevamo non aprire in allegria questa mattina con questo video che mi ha mandato Pablo Perissinotto, che ringrazio perché un po' di allegria non fa mai male, anche perché è stato un anno bisesto, i nostri vecchi dicevano anno bisesto, anno funesto, e in effetti è stato proprio così per molti italiani e non solo. Vi presento subito i graditi ospiti di questa mattina. Abbiamo in presenza Claudio Grosso, sindaco di Quarto Daltino Lega. Buongiorno e abbiamo a tutti. anche Franco Dani, presidente associazione Angeli della Notte. Grazie anche al presidente Dani di essere qui. Allora iniziamo proprio dal sindaco Grosso.
per capire come è andato per lui questo 2024, questo anno un po' particolare dove abbiamo visto sorgere anche tanti banchi alimentari, abbiamo parlato di 6 milioni di poveri e come si diceva ieri, ma tutta la settimana, direi anche tutti i mesi, quei sindaci che vengono a Sveglia Veneti, che ringrazio perché sono quelli che hanno direttamente i contatti con questa popolazione in grosse difficoltà e cercano di dare risposta, anche se sono quelli, come dico sempre, che hanno la coperta più corta di tutti. Certamente. E sono questi quelli che hanno più responsabilità di tutti. Allora, com'è la situazione, Sindaco Grosso? Beh, allora, intanto, visto che parliamo del 2024, dico sempre che dopo tutto ciò che è successo col Covid può solo migliorare. Quindi nonostante le difficoltà, almeno a Quarto Deltino, dopo ogni sindaco, ogni presidente conosce la propria realtà. Però devo essere sincero, a Quarto Deltino tutto sommato non sta andando tanto male. Ce la caviamo abbastanza bene, tanto per darle un dato, lo Stato esattamente in periodo di Covid aveva erogato dei fondi, dei finanziamenti proprio per le persone in difficoltà, in particolar modo per l'acquisto di alimenti. Abbiamo fatto 3 o 4 bandi di erogazione di buoni anche alimentari, però siamo stati costretti a restituire una parte di soldi allo Stato in quanto nonostante i bandi non c'è stata un'adesione. Quindi questo qua è un segnale che tutto sommato, insomma, nonostante tutte le difficoltà, in qualche maniera, insomma, almeno a Quarto Deltino ce la siamo cavati abbastanza bene. Tuttora anche sotto il profilo dei servizi sociali e dell'aiuto ci sono chiaramente dei casi che vanno affrontati, sono monitorati, però vengono gestiti in maniera secondo me intelligente dai nostri uffici e anche con gli assessori come amministrazione. Laddove c'è bisogno siamo presenti, ma ci deve essere reale bisogno, quindi specialmente per chi magari tenta in qualche maniera di avvicinarsi a fondi o contributi e magari si verificano delle situazioni attraverso il nostro controllo che magari non sono così bisognosi di aiuto, e allora in qualche maniera penso che la mentalità del vero aiuto stia passando, perché non è che possiamo a pioggia aiutare solo bisogna fare delle verifiche, perché poi alla fine se ne svantaggia chi veramente ha bisogno. Presidente Danni, per lei invece com'è stato il 2024? Siete anche voi in prima linea per aiutare invece voi le fragilità, che sono veramente tantissime. E io non devo essere fortunata a vivere a Quarto Deltino o a Belluno o a Cortina d'Ampezzo, io devo avere quello che mi aspetta di diritto, che è il rispetto della persona, e in molte situazioni purtroppo questo manca, proprio perché i sindaci che io ospiti, non tutti hanno la fortuna come il sindaco Grosso, sono in grosse difficoltà e lo dichiarano apertamente, perché la prima cosa che cercano è la casa, è un lavoro, e quello non è che si trovi né dal sindaco. Bisogna che le istituzioni cerchino di capire che forse c'è qualcosa che non torna, perché poi le fragilità si ripercuotono nelle famiglie, nei figli, che poi vediamo che fanno delle azioni veramente incontrollabili perché sono fuori di testa, anche perché hanno il nemico dietro l'angolo. Prego Dani. Allora, innanzitutto per noi è stato un anno buono, abbiamo notato la ripresa come attività che prima era bloccata per problemi Covid, abbiamo triplicato le notti in ospedale. Per fortuna la necessità non è così elevata, però noi dobbiamo guardare avanti, cerchiamo di avere nuovi volontari, perché quello che oggi non va bene, magari quello che oggi c'è, domani non c'è più, e bisogna avere la lungimiranza di prevedere come sarà fra 1 anno, 2 anni, 10 anni. Noi con la nostra abbiamo dei soci meravigliosi, fra l'altro, facciamo fare dei corsi, fanno la notte, la fanno col cuore proprio. Quanti anni hanno i soci? Normalmente sono sopra i 70, ne abbiamo di nuovi, adesso ne abbiamo recuperati abbastanza di nuovi, non è cosa facile, siamo contenti perché siamo riusciti, stiamo inserendo delle persone sotto i 70, la mia politica, la nostra come Angeli della Notte, è che cercare 7-10 nuovi volontari all'anno per creare un turnover, per non trovarci spiazzati man mano che
gli anziani per motivi di salute, per motivi anagrafici escono. Abbiamo anche un volontario di 91 anni, fa la notte molto volentieri se serve, cerco di non coinvolgerlo troppo perché non serve, bisogna far lavorare i giovani. Però siamo contenti anche come nuovi. Il problema è, Presidente Danni, che io ho tutte le associazioni di volontariato perché cerco di invitarle tutte qua e purtroppo non va bene per quanto riguarda l'afflusso di giovani nel mondo del volontariato. C'è qualcosa che non lega, perché facciamo fatica a capire come mai, specialmente anche a Treviso, abbiamo così pochi giovani nel mondo del volontariato, ma lo dicono gli alpini, lo dicono tutte le associazioni, che forse sono un po' stanchi della lezioncina in classe, vogliono essere più protagonisti, nel senso che vorrebbero essere loro a gestire questo mondo del volontariato, che però non conoscono, perché io sono andata ad esempio su certi istituti e quando ho chiesto loro cos'erano i CEOD, ad esempio, che stiamo parlando di fragilità, non lo sapevano, ma non lo sapevano neanche i dirigenti scolastici presenti, perciò capisce che forse farli toccare con mano il mondo del volontariato, quello vero che c'è, portandoli a vedere quello che è, invece di fare la lezioncina in classe, magari forse riusciremmo a recuperarne qualcosa, anche perché ci sono tanti ragazzi che hanno dei problemi e forse quando escono dalla comunità o dal carcere non c'è nessuno che li accolga, è come la panchina, sì, va bene la panchina, ma se non ho il dopo panchina, li accolgo io. Ecco, non andiamo da nessuna parte. Anche questa mamma ultima che suo figlio è stato ucciso ha detto voglio la fontana per lavare tutto il dolore. Possiamo fare anche la fontana, ma non è quello il problema è che ci vuole dopo il panchina e dopo il fontana, che non c'è, perché abbiamo delle leggi che non c'è la certezza della pena, abbiamo i carceri che sono sovraffollati, sia i minori che quelli normali, lo dicono i direttori che ho avuto ospiti, e continuiamo a capire che forse dobbiamo cambiare registro. Questo l'ha detto anche Marcato della Lega, ospite con me a Focus la scorsa settimana. C'è qualcosa che non torna. Prego, Presidente. Allora, la colpa molto spesso è anche di presidenti che non vogliono lasciare la sedia, che non vogliono aggiornarsi perché sembra tempo perso. Io, per fare la mia piccola associazione, ho fatto un anno di università e volontariato, mi sono fatto un short master, lavoro molto in mezzo alle realtà, quelle che ho appena nominato, con i ragazzi che escono dal carcere giovanile, uno me l'hanno assegnato ieri, fra l'altro, per cui se conosci le realtà riesci a fare un buon lavoro, se non le conosci farai sempre delle pezze incomplete. Dobbiamo capire che ormai fare anche il volontario bisogna avere una preparazione. Bisogna imparare che il nostro posto non è forever, per sempre, è imparare e trasmettere agli altri, che prepararli a fare i presidenti o gli amministratori. Se noi non vogliamo mollare la sedia, continueremo a lavorare monchi. E questo è il difetto che hanno molti presidenti di associazioni. Sì, ma oltre a questo, Presidente Danni, c'è il problema che io posso anche imparare, però dopo devo girare come mondo del volontariato e Presidente del volontariato con l'avvocato, col commercialista, ecco, devo pagare per fare il volontario e questo è assolutamente, lo dico io, inaudito. Volevo informarvi che finalmente è arrivato il 5 per 1000, il 27 di dicembre, perché siccome non lo dice nessuno, invece la Mirella lo dice, ecco, perché nessuno non dice mai niente, è arrivato il 27 di dicembre finalmente questo contributo dato dai cittadini, fortunatamente, che capiscono l'importanza di aiutare, e perciò vi dico che è arrivato il 27 di dicembre. Forse anche la mia insistenza di premere sull'acceleratore a far sì che questi soldi arrivassero, che non sono soldi del governo, sono soldi che i cittadini danno alle associazioni. Sarebbe utile che ci dessero magari un po' prima di Natale invece che dopo Natale, per accontentare quelle fragilità che abbiamo. Rinaldo, poi andiamo dal Sindaco Grosso. Vai Rinaldo. Ciao Mirella, ciao. E buongiorno ai tuoi ospiti. È un piacere vedere gente come il Sindaco e come questo personaggio qua che aiuta gli altri, gente che ha 80-90 anni va a fargli le note, ma è un miracolo che ha fatto questa associazione. Ma queste non sono robe da nascondere, e le robe che dovrebbe fare, invece di fare le clan di fare le clan di queste associazioni che è qua, di questa gente che è qua, che aiuta veramente la gente, perché sindaci e gente che fa quello che fa solo per fare del bene agli altri
i sindaci, anche quello cosa ha avuto chi fatta, cosa fa anche chi. Bisogna che mette in condizione, in base ai bisogni chi disabile. Una volta gli diceva, se andiamo avanti di sto passo, impegneremo un braccio al Monte di Pietà, e sarà sempre così, perché purtroppo dove andiamo a finire? Magari Mirella, con quello che ti fa, pensa, io ho 81 anni, non sapevo neanche di queste associazioni, di queste robe, e guarda che portavo il Betania alle scuole, agli istituti, a gratis, quello che gli dava i frutaioli una volta, per parlo di 50 anni fa. Per ora, cosa vuol dire? Vuol dire che se Dio sa, ti cerchi di dare una mano a questa gente, ma se non lo sapemo, ma ti sa quanta gente che non sa neanche cosa che sia, e è una vergogna, perché queste robe che anche i cittadini dovrebbero essere informati. Non mi interessa che a me ogni vada da Babbo Natale, mi interessa sapere di cosa che posso fare per la mia gente, secondo le mie possibilità di dare una mano. Dopo, Mirella, ti faccio tanti auguri a te e a tutti quelli che in ascolto. Gli auguro che tutte le robe che vanno male, che si riesca tutte quante, che si metta a posto e che finalmente abbia un anno di tranquillità, non di felicità, che un poco più tranquilli. E gli altri sindaci dei paesetti, grazie per quello che fate, perché voi altri siete veri politici. Uno che se al governo cappa 110.000 euro al mese, quello non fa niente, quello ne porta via alla povera gente, che porta via i sussidi. Grazie caro Rinaldo, grazie degli auguri, vado avanti, se no non ce la facciamo. Grazie comunque del tuo supporto e soprattutto quello che hai detto e che io confermo tutte le mattine, che siamo tante associazioni di volontariato ma non ci conosciamo neppure tra di noi. Io le invito qua e, come avete sentito anche dalla telefonata di Rinaldo, non ci conoscono, non sanno chi siamo, perciò sarebbe utile, invece di dire Minovo combatta il campanile più alto, di fare squadra e cercare veramente di essere presenti, anche se abbiamo purtroppo delle leggi, tra la privacy, che è questa burocrazia, che non ci permettono di aiutare le fragilità, perché se il servizio sociale non ci dà la possibilità di avere nome e cognome della persona in difficoltà, noi non andiamo da nessuna parte. Ci sono molte cose da fare e invece di girare col commercialista dovremmo girare invece con più ragazzi che aiutano le fragilità. Sindaco Grosso, cosa ne pensa? Penso che allora intanto ringrazio l'intervento. Rinaldo è stato veramente, ha capito le difficoltà nelle quali noi viviamo quotidianamente. Riguardo al 5 per 1000 mi dà proprio l'occasione per spendere una parola, perché noi come comune di Quarto d'Altino abbiamo ormai diventato strutturale che ogni nostro 5 per 1000 lo destiniamo agli asili. È anche un modo per dare un piccolo contributo, in modo tale che i cittadini di Quarto d'Altino sanno che quando mettono 5 per 1000 e arriva al comune di Quarto d'Altino, noi lo mettiamo direttamente sull'asilo, quindi viene in aiuto ai bambini, al futuro, alle famiglie, quindi sanno dove vanno. Per quanto riguarda il volontariato, dico che ne parlavo prima con il signor Franco. Sicuramente è una cosa che va monitorata, va gestita. Abbiamo sempre bisogno di volontari, anche a Quarto d'Altino ne abbiamo un'enorme necessità e bisogno, perché senza di essi noi non potremmo fare niente, ma come dice il presidente Zaia, un Veneto su 5 fa volontariato, quindi vuol dire il 20% della popolazione, non è poco. E le associazioni vanno gestite e ci deve essere una preparazione di fondo, come diceva il signor Franco, perché proprio ci siamo confrontati e abbiamo trovato una linea comune, proprio in ragione del fatto che tempo fa le associazioni venivano gestite in maniera un po' allegra, qualunque tipo di associazione, che sia quella calcistica, che sia quella del circuito anziani, qualsiasi. Adesso ci vogliono. Capisco anche le sue difficoltà, perché bisogna girare, cioè il suo pensiero, che bisogna girare con l'avvocato, il commercialista e quant'altro. Bisogna pagare, ma questo sistema va a tutela delle vere associazioni che lavorano bene e aiutano le persone.
Io sono allora, di questa Sindaco, viene da sorridere perché allora il volontariato deve andare a scuola per fare bene il suo lavoro e il politico non è ora che vada a scuola per fare bene il suo lavoro, perché noi ci ritroviamo, e non sparo nel mucchio perché ci sono anche dei politici bravi, meno male, che delle volte noi ci troviamo a confrontarci con assessori, specialmente anche al sociale, che non sanno neanche dove stanno. Tanto è vero che io lo dico e lo dichiaro pubblicamente perché non c'è nessun problema, che più di qualche volta sono uscita e ho chiesto all'assessore se doveva andare dal parrucchiere perché continuava a toccarsi i capelli e non arrivava nel discorso. Allora, invece di mandare a scuola il volontario, che tutto sommato mi sembra che in tutti questi anni di volontariato abbia fatto solo del bene ed esclusivamente del bene, senza creare problemi a nessuno e non creare disagi a nessuno, forse la politica dovrebbe mandare, prima di fare diventare assessori, ministri, senatori, delle persone anche impreparate, perché vuol dire che politicamente non è mica male, ecco, deve essere preparato prima di colpire il mondo del volontariato e mandare a scuola il volontariato. Io vado a scuola dopo però che ho davanti a me la persona che sa di cosa parlo. Presidente Dani, cosa dice? Io dico, correggandomi, che io in ufficio ho il codice civile del mio ufficio, io seguo, se ho qualche dubbio seguo il codice, i nostri volontari fanno i corsi, sono preparati, io cerco di trasmettere, io ho una mia politica, tutto quello che ho imparato non è roba mia, l'ho avuto in prestito per darlo agli altri, è quello che sto facendo con i miei volontari. Non sono geloso di quello che so, se uno sa più di me sono felice perché quello mi trasmette qualcosa. Bravo. Far vedere che sono più bravo degli altri non serve a niente. Esatto. Non serve a niente. Però vede, Presidente, il problema è che abbiamo una povertà che fa spavento, 6 milioni di poveri, si parlava prima anche col Sindaco Grosso, non sono più i barboni di una volta, ma sono famiglie che nonostante 2 stipendi non riescono più ad arrivare alla fine del mese. Hanno una famiglia da crescere, perché bene o male c'è sempre un figlio in casa, hanno affitti alti, mutui molto alti, bollette da pagare. Allora io vorrei anche capire se la politica si rende conto che bisogna pagare chi lavora, dare dignità, come è scritto nella Costituzione, alla persona ed è soprattutto con il lavoro, con una casa, perché è quello il grande problema. Io capisco che a Quarto d'Altino vada tutto bene e sono felice anche per il sindaco di Quarto d'Altino. Il problema è che, come ripeto, il giro per il territorio non va così bene, perché lo dicono i sindaci ospiti, non è che io dica una cosa per andare contro a quello che dice, e soprattutto nei paesi piccoli ci sono delle situazioni che veramente i sindaci non riescono, perché non ci sono le case, non c'è niente da fare. Il primo cosa è le persone che hanno anche un lavoro non riescono a collocarsi perché non gli danno un appartamento in affitto, non c'è un appartamento in affitto. Cosa dice Sindaco Grosso? Anche qua dove si dovrebbe fare, prima si parlava delle case, famose case GESCAL, degli enti che coi soldi nostri, perché le trovavamo nella busta paga, questo GESCAL, sono state vendute a persone che potevano comprarsi tranquillamente un appartamento. Noi passiamo queste case, con pochi soldi hanno comprato questi appartamenti nostri, perché nessuno ci ha chiesto se eravamo d'accordo di venderle, visto che le abbiamo pagate noi, e poi vediamo Mercedes, BMW, erano case di emergenza che dovrebbero essere rimaste sempre case di emergenza. Anche qua, ecco, la politica forse avrebbe dovuto andare a scuola prima di fare certe cose. Prego, Sindaco Grosso. Allora, intanto non esiste una scuola per sindaci, perché se ci fosse probabilmente la frequenteremo. E quando si interviene e quando si fa una lista per vincere, sono al secondo mandato, quindi un po' con cognizione di causa parlo, non è semplice, perché prima bisogna vincere, perché senza vittoria uno non può incidere. Seconda cosa, bisognerebbe avere figure e persone che abbiano consenso popolare, che siano brave, che abbiano il senso del bene comune, che abbiano la capacità di stare in squadra, e non è proprio così automatico. Dopodiché se c'è la fortuna e la capacità, la lungimiranza di trovare anche le persone giuste e di vincere, poi a maggior modo, se sono anche preparate, allora possono essere collocate nei vari assessorati di competenza. Ho il vice sindaco che è anche maestra d'asilo e quindi è sociale, tanto per fare un esempio. E chiaramente devono essere preparati. Dopodiché c'è anche un altro ragionamento da fare. Io sono arrivato e chiaramente avevo la mia squadra di amministratori, però
vado a inserirmi, così come tanti altri miei colleghi, in una macchina che già viaggia per conto proprio. Cioè, i dipendenti comunali non sono dipendenti del sindaco, sono dipendenti della pubblica amministrazione e quindi bisogna avere a che fare con gli uffici della pubblica amministrazione e chiaramente ci sono situazioni che vanno gestite, monitorate e non sempre tutto funziona. Quindi il tempo che arrivi un'amministrazione che capisca come vanno le cose e per mettere i tasselli giusti al posto giusto, per far funzionare le cose come in un'azienda, ci vuole del tempo purtroppo. E non è che funzioni come in un'azienda privata in cui arriva c'è il proprietario che fa proprio quello che vuole. No, ci sono delle regole, dei paletti, delle norme da rispettare con tutto un panegirico da attuare prima di arrivare a. Ecco perché il tempo di un mandato, secondo me, non è sufficiente affinché si possa incidere in un cambiamento. Le facevo prima anche il ragionamento. Purtroppo abbiamo una burocrazia farraginosa, una macchina amministrativa lenta come un bradipo che per un sindaco nel momento in cui arriva, il tempo che capisca, 5 anni, un anno per capire, un anno prima ci sono le votazioni, a 3 anni praticamente non gli resta niente. Quindi il fatto che a prescindere lo dico sempre, a prescindere dal colore politico, se una persona mossa da buoni intenti vuole migliorare il proprio paese, la propria città, ha bisogno del tempo per poter incidere, perché se dopo vince una squadra, poi ne arriva un'altra, cambia tutto quello che ha fatto prima, noi i miglioramenti non li vedremo mai, quindi a prescindere dal colore politico l'importante è che ci sia una continuità, se uno ha fatto bene è giusto che vada avanti, questo è il mio pensiero. Sì, è giusto, tanto è vero che se fa bene viene rieletto e se fa male va a casa. Il problema non è mica quello, il problema è che non può restare nella sedia per un tempo enorme, visto che c'è una legge che lo prevede, anche per un cambiamento che è giusto anche che ci sia politicamente, perché se diventa anarchia, se no, cioè tu fai bene, ti do 10 anni mi sembra che sono tanti, ecco perché veramente in 10 anni uno può fare delle cose, ecco perché non è che dopo 5 anni uno va a casa, dopo 5 anni si ricandida e se ha fatto bene, come è successo anche a Treviso, si manda a casa il sindaco dopo 5 anni perché non hai condiviso quello che era stato fatto e viene su un'altra persona. Claudio da Marano Vicentino, vai Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Ma con questo sistema elettorale, questa legge elettorale farruginosa, non avremo mai che riuscirà a risaltare persone che se lo meritano. Perché col sistema maggioritario uninominale allora si dava il voto e quindi si sapeva bene chi andava. Ma col sistema plurinominale, dove viene di nuovo diviso in collegi tutta Italia, c'è chi prende più voti, il primo, il secondo e il terzo, il primo prende 25 punti, il secondo 18, il terzo 15. È un sistema che è costruito per mettere là yes man, perché se io vado a scegliermi io i parlamentari, perché sono stato eletto col sistema plurinominale, se io vado a scegliermi io, non so se avete notato, non si sentono mai. Sono yes man, tutto quello che decide chissà in dove, loro devono solo dire di sì. Sono là neo scramble e dicono sì. Questo è una legge elettorale fatta per le oligarchie. Chi comanda veramente non starà neanche in Parlamento. C'è solo un sistema plurinominale di yes man, sono yes man. Buona giornata signori. Abbiamo sentito anche la riflessione di Claudia Marano Vicentino. Presidente Dani, come si aprirà il 2025? Ecco, cos'è la cosa che la preoccupa di più? Perché giustamente lei dice abbiamo bisogno anche di persone perché la richiesta aumenta, perché abbiamo una denatalità incredibile e le persone diventano sempre più giovani, diversamente giovani come le chiamo io, con acciacchi, con problemi, e quando arrivi in ospedale se non hai nessuno diventa un problema. Io ho avuto il presidente dell'ordine dei medici di famiglia
che ha detto che ha richiamato il primario perché non sapeva dove mandare questa persona da sola a casa, non aveva nessun riferimento, e questo è molto grave, perché noi siamo in grado, siamo 7.500 associazioni di volontariato, pensate, ecco, però se non sappiamo e questo medico di famiglia non ha un elenco delle associazioni che lo possono aiutare, tanto è vero che abbiamo fatto in regione questa richiesta, che sia i medici della famiglia che in farmacia ci sia un elenco delle associazioni, in maniera che qualcuno, come chiamano a Sveglia Veneti, chiama l'associazione nel momento che ha bisogno, e il sindaco, sia il medico sia il dottor Fagian, che ha preso adesso il posto di Gorini, hanno scritto in regione. Prego Dani. Allora, lei ha già toccato il problema prima dei nuovi volontari. C'è uno studio fatto dall'Università di Trieste, mi sembra, dove hanno chiesto a dei giovani cosa vorresti te per fare il volontario, cosa è che ti manca, ed sono emerse queste cose. Vuole essere lasciato libero di decidere, di fare sempre dietro una guida, dietro ci vuole, per l'esperienza ci vuole, però finché noi diamo gli ordini ai giovani, diciamo cosa fare, non avremo mai nuovi volontari. Cioè il volontario vero è quello che si sente di farlo, se gli lasci libertà anche di sbagliare, però magari dietro le spalle tu gli dici guarda che così è meglio così. Non sono stupidi i giovani, anzi sono molto diversi da quando ero giovane io, per cui io ammiro i giovani. E siamo sempre noi che dobbiamo saper indirizzare i giovani, saperli scegliere, saper fare le scelte giuste. Un po' di scuola non farebbe mai male a chi deve decidere, non farebbe mai male. Ha fatto bene a dirlo Presidente Dani, è una persona saggia il Presidente Dani, che capisce i problemi del territorio, perché è inutile che ce la giriamo. Anche a livello amministrativo delle volte noi ci troviamo sindaco Grosso con degli assessori che noi non abbiamo eletto, che non hanno preso neanche un voto, anche se erano nella lista del sindaco, nomi e cognome, magari tu hai votato la persona che conosci del territorio, ci sei spesa per lui e poi ti vedi calare dall'alto, come ha detto il nostro Claudio Damarano, una persona che non è stata votata, non sai neanche chi è, che non ha preso nessun voto. Ecco, questa politica, l'ha detto anche Marzio Favero l'altra sera ospite a Focus, che la politica, le segreterie devono capire che abbiamo bisogno di persone competenti, e come dice anche Dani, se forse intrighiamo di più questo mondo giovane, ecco, li invogliamo anche a partecipare, perché questa è educazione civica, cioè il mondo del volontariato è educazione civica, perché non si può fare educazione civica portando, invece che andare noi a scuola, portare i ragazzi dove siamo e vedere dove sono più, dove si possono inserire. Prego Sindaco Grosso. Di solito si parla di assessori esterni che comunque possono essere competenti, però per la mia filosofia deve essere assessore uno che ha corso, che si è messo in discussione, che ha messo la propria faccia. Ecco perché ritorniamo al discorso che facevamo prima, che non è così automatico trovare persone competenti, perché alla fin fine dopo conta il risultato finale. Mi viene da dire che noi, non perché mi ci ritrovo, ma ho tanti altri colleghi, quindi siamo in tanti, più potere ai sindaci. Forse avremo più possibilità di incidere anche su tanti aspetti, anziché, perché anche noi abbiamo, come dire, delle norme, delle regole da rispettare, e quindi essendo uomini delle istituzioni dobbiamo giustamente adeguarci, anche se magari talvolta non sempre condividiamo quel tipo di leggi normative, quindi dobbiamo cercare di usare per quanto possibile, soprattutto rispettare la legittimità, la norma, ma per quanto possibile utilizzare un po' il buon senso, se tra le maglie della norma c'è la possibilità di... Anche perché, vede Sindaco, tutte queste persone sono veramente tante che non vanno a votare, vuol dire che è un segnale che danno alla politica, c'è qualcosa che non li intriga più. Noi invece la politica è un intrigo continuo, tu devi essere intrigato perché sono problemi del territorio, sono problemi che veramente tu vivi tutti i giorni, perché qualsiasi cosa, se non hai un segnale politico non vai da nessuna parte. Perché? Perché sono le leggi, e le leggi chi le fa? Le fa il Senato, il Parlamento. È inutile che dicono lo Stato, lo Stato siamo noi, ma il governo è il Parlamento, dove legiferano e poi vengono applicate dai vari giudici. Ma se le leggi sono chiare, come si dice nella Costituzione,
funziona, che no. Come dice anche il ministro Nordio, non è che non ci siano le leggi. Il problema è che vengono applicate in maniera così a discrezione del giudice e questo non va bene perché la legge deve essere chiara e deve essere uguale per tutti, non che tu la interpreti come vuoi, vuol dire che se la interpreti è stata fatta una legge che si può interpretare, perché se fosse chiara e decisa, ad esempio la certezza della pena che tutti vorremmo, nessuno ne parla. Nessuno ne parla, sono anni che tutti diciamo che siamo noi cittadini che deleghiamo perché andiamo a votare, quelli che vanno a votare si fidano e poi ci ritroviamo che nessuno guarda i problemi reali del paese. Pubblicità. Abbiamo in linea la nostra Nadia da Treviso. Ciao Nadia. Ciao Mirella. Buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. Niente, scusami, sono un po' raffreddata. Ah, tranquilla. Niente, volevo dire, stamattina mi leggo sul telefonino ristoranti, ma altolocati, è da mesi che sono tutti pieni. Tutti pieni, tutti prenotati. Qua a Venezia un tavolo 750 euro con veduta canale più 500. Cosa stiamo parlando? Finché il nostro governo vede che tutti i ristoranti sono pieni, loro ci sguazzano. Non possiamo fare niente. Adesso con l'anno nuovo 30% in più di gas, prezzo 18-20% la luce. Se non ce la facevamo prima, adesso col nuovo anno, non so, non migliora niente. Noi dobbiamo solo pagare e taci e basta. Vi ringrazio, buona fine anno e l'inizio ve lo farò col prossimo. Sì, perché abbiamo anche i superstiziosi, Nadia, hai ragione, meglio andare piano. Vedi Nadia, tu hai toccato un problema serio che io dico quasi tutte le mattine. Allora, tu leggi sul telefonino tutti i ristoranti pieni 500-600 euro. Allora io pregherei tutte le persone che dicono che non c'è povertà di venire a vedere oggi il Banco Solidale, magari il mio che è aperto da stamattina, e vedere quante persone vengono, visto che tutto va bene, visto che siamo a Treviso, l'isola felice, e andiamo a vedere chi sono quelli che vengono, perché tanto si vedono, noi abbiamo l'elenco, quanti sono, chi sono, dove vivono, che non è che la borsa la dai così al primo che capita. C'è un regolamento dove tu devi dichiarare chi sei, cosa fai, con la carta d'identità in regola, non scaduta, con l'ISEE, e io mi trovo a firmare tantissime autorizzazioni perché superano l'ISEE, perché magari hanno la casa, hanno la possibilità in tanti anni magari di cercare di avere questo domicilio, però per l'ISEE che hanno non me lo permettono, ma non hanno più il lavoro perché hanno perso il lavoro entrambi i familiari e i figli che crescono, allora io firmo e do l'autorizzazione a dare questo aiuto. Capisce che io faccio fatica a leggere questo, perché non è questo il messaggio. Il messaggio è che abbiamo 6 milioni di poveri e continuare a dire che va tutto bene, che non c'è problema, perché in quel luogo io sto bene perché è quel luogo e dall'altra parte non sto bene. Io guardo i dati e i dati sono allarmanti. Dico sempre che è stato aperto un mese fa un altro emporio solidale a Jesolo, dove a Jesolo vedi i grattacieli, come dice Nadia, ecco, con le piscine non solo nel bagno ma anche sopra all'ultimo piano. Noi dobbiamo capire qual è il problema del paese. Qui vedete gli operai che stanno scioperando, che sono terrorizzati della perdita del lavoro, perché dove li collochiamo a 50-60 anni? Dove li mandiamo queste persone che hanno fatto sempre magari quel lavoro? Sindaco Grosso. Beh, non è che dobbiamo dire che va sempre tutto bene, delle difficoltà sicuramente ci sono, però dobbiamo anche dire che la disoccupazione è in calo, ci sono aziende, uffici tecnici, imprese che cercano personale e non si trova.
Quindi è chiaro che il costo della vita è aumentato a dismisura. Credo che sia necessario in una famiglia, purtroppo ormai, lavorare in due. Una volta bastava lo stipendio del capofamiglia e manteneva la famiglia di 4 persone. Adesso, purtroppo o per fortuna, servono 2 stipendi. Bisogna dire anche un'altra cosa, che una volta c'erano meno esigenze rispetto adesso. Adesso si vuole tutto. Faccio degli esempi banali, che può essere il telefonino da 600 euro piuttosto che la macchina nuova, oppure le vacanze, oppure l'ultimo dell'anno a Capodanno a 400 euro o 300 euro. Cioè, forse dovremmo anche ritornare ad avere un po' più il senso della misura, e qua è rivolto a tutti, sì, ma è la tutti un fascia po' il alta messaggio. che lei sta toccando, è la fascia che può permettersi, perché se Beh, uno va a sciare vuol dire che ha i soldi per andare a sciare, sindaco. Sì, io invece ne è sto proprio così cercando sicura? di vedere C'è anche quelli che non ce la fanno a mangiare. C'è anche chi si indebita per fare vacanze, cioè, forse una volta si faceva, prima metto via e poi spendo, invece adesso c'è anche l'abitudine magari di indebitarsi per la televisione piuttosto che per altro. Poi le difficoltà sicuramente ci sono, sicuramente possiamo parlare anche di casi che magari di separazione, e magari il padre è costretto ad abbandonare il tetto coniugale e deve pagare il mantenimento dei figli e magari non ha nemmeno i soldi per avere una casa o andare in affitto. Cioè, bisogna guardare un po' tutto il sistema. Sì, ma io cerco di guardare le fragilità come danni, quelli che hanno veramente bisogno di aiuto e non si indebitano per la televisione o il telefonino. Io guardo queste realtà che sono i nostri anziani che vivono con 500 euro di pensione, nessuno si rende conto che non ce la fanno più, che sono diventati grandi e belli grazie al lavoro che hanno fatto loro, non a quello che abbiamo fatto noi, quello che hanno seminato loro, e li lasciamo là, perché questi non è che si indebitano per prendersi la televisione, questi non si riscaldano. Io ho anziani che chiamano, anzi facciamo vedere Italo è il sindaco, ecco quell'anziana che è venuta l'altro giorno qui a Sveglia Veneti, di un paesino qua vicino, che ha preso la corriera a 90 anni da sola e ha chiesto aiuto. Qui, visto che tutti i paesi stanno bene, lei si è presentata qui a Sveglia Veneti, 90 anni da sola, ha preso la corriera per chiedere aiuto. Allora capisce che non è tutto roseo quello che sembra. Io non devo essere fortunata di vivere in certi comuni, io devo avere quello che mi aspetta di diritto, che è il minimo l'ascolto per queste persone. Certo. Livio da Padova, eccola qua, vede sindaco, era seduta su quella poltrona là, la guardi le mani, cioè questa deve arrivare a Sveglia Veneti per qualcuno l'ascolti, eccola qua, guardi sindaco. Vai Livio! Mirella, ciao, un saluto ai tuoi ospiti e buon anno a tutti. Buon anno. Ho sentito che ci sono diverse famiglie che hanno uno strato esecutivo, sì. E speriamo che qualcuno si occupi di loro, di queste famiglie, perché l'Ater ha migliaia di appartamenti chiusi. Dovrebbe essere un compito dei sindaci che si occupano di queste famiglie, perché non potranno mica vivere all'addiaccio, eccetera. Insomma, cosa ne pensate? Grazie e buon anno. Grazie a te Livio, grazie. Prego sindaco Grosso. L'Ater non è un ente del comune. Noi possiamo sicuramente cercare da fare da trade union tra i casi che abbiamo e l'Ater stessa, però vedete bene, anche la scorsa settimana c'erano articoli su proprio che ci sono tantissimi appartamenti da sistemare e nemmeno si possono dare in affitto, e anche questo è un problema, e ci vogliono parecchi milioni di euro per sistemare tutto il patrimonio immobiliare di un'azienda come Ater. Ad esempio parlo di Venezia, infatti il Presidente ha chiesto dei fondi proprio per poterli sistemare, perché se io ho uno strato esecutivo e ho delle case comunali non posso mettere dentro una famiglia, una persona all'interno di una casa che non è mai purtroppo stata manutentata, ed è un po' il ragionamento che facevamo prima insieme, Mirella, cioè dobbiamo avere il tempo per poter incidere e poter sistemare le cose. Questo... Adriana da Crocetta, vai Adriana. Buongiorno. Buongiorno. E buon fine anno. Io sono d'accordo con il sindaco, perché ci sono persone che si lamentano perché hanno la pensione di basse, ma vorrà dire che non hanno
versato contributi, cioè non sono stati versati contributi. Sono persone che vanno a fare il mutuo per andare in ferie. Allora se tu ti torni ti fai il mutuo, sei sempre indietro, bisogna saper fare anche un po' di economia, e tu mi dici che ci sono alberghi con le piscine sopra il tetto, cioè certo che ci sono, ma non da adesso, però ci sono da tanto tempo, ci sono. Io non capisco, guarda, veramente, non si fa niente durante la vita, e sono magari 2 persone, anche 3 che lavorano, ci sono state, sicuramente adesso non ci sono più, però voglio dire, non hanno risparmiato, non hanno saputo risparmiare, perché nella vita bisogna risparmiare se si vuole avere qualcosa, se no è tutta colpa del cosa, della società, perché non puoi avere quello. Sì, siamo molto esigenti, ecco, quello. Io sono una persona, non sono tanto giovane, sono meno giovane, e vi dico quanti anni ho 79 anni. Io ho sempre lavorato, più o meno, ho lavorato in fabbrica, ho fatto la babysitter, ho fatto la cuoca in una pizzeria, ho fatto tante cose. Dopo mi sono ammalata e di conseguenza non ho più potuto fare, ma non mi lamento, ho anche troppo. Guarda, ti dico la verità, io adesso mi sono arrabbiata a sentir dire, non da voi ma su tutte le altre televisioni, che ci sono persone che non arrivano a fine del mese perché sono povere proprio ma insomma non credo che ci sia questa povertà. Io ho parenti al sud, a Bari, ma quelli non si studiano mica, sai, fanno studiare gli altri piuttosto. Scusami, ma questo te lo devo dire. Dici sempre quello che pensi, ma lo dico anch'io, e mi dà molto fastidio che venga visto il pensionato che ha la pensione bassa perché non ha versato i contributi. Forse qualcuno non li ha versati. Ecco, dovete anche capire che prima di parlare perché sparate nel mucchio, e nel mucchio ci sono persone che hanno lavorato duramente e qualcuno che è diventato ricco non gli ha messo i contributi, perché di questo non si parla solo di quello che si vuole parlare. E siccome io questi anziani li ho e mi raccontano le loro storie, me le raccontano facendo nomi e cognomi di dove lavoravano e cosa hanno guadagnato e cosa gli hanno versato o non gli hanno versato, mi indegno sentire certe frasi, che i pensionati hanno 500 euro di pensione perché hanno fatto la vita che hanno voluto e non hanno pagato i contributi. No, non si spara nel mucchio, devi dare nomi e cognomi come faccio io, perché sennò non ne vai fuori, e colpire le fragilità solo perché io sto bene non va assolutamente bene. Presidente Dani, le fragilità che non possono difendersi. Allora, io dico che parlo sempre di programmazione, intanto quello che ha detto il signore è vero, però io dico sempre che cambiano le percentuali. Ogni caso deve essere valutato caso per caso, e se noi viviamo di reddito di cittadinanza fra 20-30 anni, dove prendiamo i soldi per pagare la pensione a queste signore? Allora magari diamo meno pensione a chi ha versato contributi per aiutare chi non ne ha mai versati. Adesso c'è un progetto di dare 1.000 euro minimo al mese, ma li do a chi? A uno che non gli ha versato i contributi, come dice lei? Allora quello lì se li merita, perché non gliel'hanno versati, è colpa del padrone. Ma se uno non ha pensione perché non ha mai versato niente, perché ha lavorato sempre in nero, allora è un caso per caso, sono diversi. Un po' di programmazione bisogna farla nel piccolo e nel grande, perché il conto arriva sempre per tutti alla fine. Sono sicuro, cambiano le percentuali, ma il conto arriva. Però, Presidente Dani, il reddito di cittadinanza esiste ed è sempre esistito in tutta Europa, eravamo solo noi e la Grecia. E il primo reddito di cittadinanza è stato firmato anche dalla Lega col governo Conte. Era un reddito che andava benissimo perché tu lavoravi, in base al lavoro che facevo io ti pagavo. Ed era che nessuno, ripeto, la Lega l'aveva firmato. Poi è caduto il governo ed è caduto tutto. Perché? Perché non è stato più dato ai sindaci la possibilità di erogare questo reddito di cittadinanza,
che loro sapevano invece chi aveva veramente bisogno nel territorio, perciò non avremmo avuto i furbetti che abbiamo avuto, anche se diciamo che al nord qui da noi furbetti sono stati veramente pochi, dati alla mano rispetto a certe zone. Allora non è il reddito di cittadinanza in sé, è che è stato gestito male, perché era nato bene il reddito di cittadinanza, era nato dando la possibilità anche ai sindaci di dare lavoro alle persone in difficoltà e di erogare questo contributo come c'è in tutto. Caduto il governo è venuto fuori il disastro totale. Allora non dobbiamo colpire il reddito di cittadinanza, dobbiamo colpire i controlli che non vengono fatti e non dare la possibilità ai sindaci che sanno tramite i servizi sociali quello che ha diritto e quello che non ha diritto. E là è il problema grande, non il reddito di cittadinanza in sé. Tanto è vero che anche la Meloni ha messo un'altra cosa, ma l'ha messa perché bisogna aiutare anche le fragilità, cioè le buttiamo a mare. Prego sindaco. No, per questo dico più poteri ai sindaci, perché magari forse noi abbiamo un po' più controllo. E ci sarebbero meno furbi. E guardi, cioè, tutte le persone che hanno bisogno, che vengono, parlo del mio caso, ma non per parlare del mio caso, ma perché magari da un caso poi ognuno può trarre, può fare le proprie controdeduzioni, le proprie esperienze. Noi abbiamo anche istituito il prestito d'onore. Ci sono state situazioni... Il suo comune però, noi attenzione perché sennò pensa che tutti gappia... ecco, spieghiamo bene. Io dico quello che faccio io. Dopodiché, se è una cosa utile e può essere di esempio, che venga accolta. Diversamente, se altri non la ritengono, ma del resto nessuno inventa niente, nel senso che quando uno ha una buona idea e magari cerca di metterla in pratica. Dopodiché, non è che le buone idee ci siano solo andato a quarto del tiro. Anch'io guardo, copio, mi informo, ma questo per cercare di elevare il peso e la struttura della comunità. Nel caso in cui uno abbia uno sfratto, abbia una difficoltà immediata, purtroppo non ha liquidità per varie ragioni, i figli bisogna comprargli i libri, piuttosto devono andare a scuola, i pasti e quant'altro, hai bisogno di un aiuto, perfetto. Senza nessuna garanzia ti do 2.500 euro. Hai bisogno di questi soldi ma so chi li do però. Esattamente, però con la promessa che me li restituisci. Stabiliamo anche i criteri, tempi, modalità, sei in difficoltà, non ti preoccupare, siamo qua. Però intanto ho messo nero su bianco che ti ho aiutato. Esatto. Se non mi torna... Facciamo degli incontri, vediamo se sei ancora in difficoltà. Se magari ti propongo anche dei lavori, magari come passaparola, noi cerchiamo di aiutare la gente in questa maniera. Ma se vedo che non ti impegni, se vedo che a un certo punto non venirmi ancora a chiedere soldi perché magari... Gabriella da Mogliano, poi salutiamo gli ospiti. Vai Gabriella. Buongiorno e tanti auguri. Volevo domandarvi, ma tutta la roba che va raccolta per i supermercati, dove va a finire? Quale roba, scusa? La spesa alimentare. Allora, una parte va buttata via tutte le mattine, che vuol dire formaggi, carne, e chi ne ha più ne metta tonnellate, lo dico sempre di queste cose perché non si possono distribuire. Un'altra viene distribuita alle mense, agli empori solidali, noi andiamo a prenderla oppure ce la portano conforme l'emporio, perciò non va buttato niente, addirittura c'è recupero anche in certe mense scolastiche. Va bene, spero, questo che sia chiaro. C'è tanta gente povera che ha bisogno. E non pensare solo all'Africa, neanche all'Italia è messa male. Sì, però nessuno muore da fame qua in Italia, questo te lo posso garantire grazie alla Caritas, a questi banchi solidali, perché qui ci si veste e si mangia, se uno non vuole mangiare perché non vuole, ma non che non possa trovare un aiuto, perché abbiamo più banchi alimentari, più anche parrocchie, anche le parrocchie stanno facendo un lavoro enorme, grandissimo, per aiutare le comunità. Dopo sai, se uno parla con la pancia piena perché il problema non gli tocca, allora che se lo goda e se lo faccia. Io sto guardando quelli che invece non hanno la pancia piena perché non hanno i soldi per fare la spesa e vi posso assicurare che sono tanti. Guardate che io li ho anche intervistati perché molti sono fatti anche intervistare e vi hanno detto cosa pensano e vi hanno detto anche chi sono, perché io ho fatto anche questo, naturalmente non contro la loro volontà, ma loro hanno detto no, io voglio capire, anche dire grazie, basta vedere anche i biglietti che scrivono che io leggo quasi tutte le mattine di ringraziamenti per questo aiuto. Perciò io penso che qualcuno con la pancia piena a volte faccia meglio a star zitto che non a parlare, perché per parlare ci vogliono anche delle cognizioni di causa che forse noi che aiutiamo le fragilità abbiamo, tipo il Presidente Dani. Come ci saluta Presidente? Cosa vuole dire? Che auguri vuole fare? Dico di pensare positivo, che se un giorno va male vedrete che il giorno dopo andrà senz'altro meglio.
cerchiamo di non essere pessimisti, non buttarci giù. Che e i giovani, Presidente, un appello ai giovani? E i giovani vanno capiti, vanno saper agganciarli, diciamo una parola così, che i giovani hanno tanta voglia di fare volontariato e sono decisamente più bravi di giovani di una volta, ve lo assicuro io. Avete visto che anche il Presidente difende i nostri giovani, perché non dobbiamo guardare le poche realtà che vanno in negativo, ma quelle in positivo ne abbiamo veramente tante. Sindaco Grosso, che auguri vuole fare? Di non mollare mai, e che chiaramente se vedo il bicchiere mezzo vuoto non è come affrontare un problema come se lo vedessi mezzo pieno. Sono dell'altra prospettiva e sicuramente questo può darci la forza per risolvere i problemi, e d'altronde ogni giorno è una sfida, soltanto che se la affrontiamo col sorriso, ecco, questo potrebbe essere il messaggio. Affrontiamola col sorriso. Ecco, l'affrontiamo anche se va male, ma affrontiamola col sorriso. Facciamo come il film di Charlotte, che mangiavano senza niente nel piatto, continuavano a mangiare, il piatto era vuoto, però col sorriso mangiavano. Certo. Dice il Sindaco, se è una soluzione, io spero che il piatto sia pieno. Grazie, grazie, pubblicità. Auguri a tutti. Bravi. Abbiamo queste mani che hanno molto lavorato, che hanno veramente cercato aiuto e non è stato dato. Questa persona che è arrivata a Sveglia Veneti, a Media Nord-Est, alle 9 del mattino prendendo la corriera, e erano 5 minuti che stavo per entrare in trasmissione. Questa donna mi ha buttato le braccia al collo e mi ha detto aiutami. Ecco, pensate a che punti siamo arrivati, perché qualcuno non ascolta questi diversamente giovani. Invece queste persone che la scienza, la ricerca e la grande umanità di certi chirurghi, di cardiochirurghi, cerca invece di farli vivere, di cercare di andare oltre l'asticella che li fermirebbe, per cercare di far vivere in maniera anche, diciamo, più dignitosa queste persone che non per causa loro però hanno dei grossi problemi. Saluto veramente e dico grazie al professor Gino Gerosa. Grazie professor Gerosa, ma veramente per me è un onore averla ospite, la ringrazio di cuore. Ecco, forse voi avete quell'eccellenza in più che vi fa capire l'umanità che vi circonda. Voi capite quanto è importante confrontarvi con le persone, far capire anche che state cercando di fare del vostro meglio, che cercate di dare quella spinta che forse la politica non capisce anche a quelli che hanno bisogno, che da soli non ce la farebbero. Perciò veramente grazie professor Gerosa. Ho con me anche un ospite gradito, le ho detto che le avrei fatto una sorpresa. Eccolo qua, prego, presentati. Buongiorno prof. Buongiorno Mirko. Buongiorno. Tutto a posto? Tutto a posto. Allora, saluto anche il sindaco di Salgareda di essere qui con noi, Andrea Favaretto, grazie sindaco anche a lei. Allora, professor Gerosa, questo uomo che dopo sentiremo anche nell'intervista, che non finirà mai di ringraziarla, che si è commosso solo facendo il suo nome. Ecco, cosa dobbiamo fare per far capire quanto vi siamo vicini nel momento che voi fate questi miracoli nel vero senso della parola? Sì, è vero, la scienza, la ricerca, la tecnologia, ma sono le vostre mani, sono queste mani, inutile parliamo di intelligenza artificiale come abbiamo già parlato, è sempre l'uomo poi alla fine. Prego professor Gerosa. Buongiorno, intanto chiariamo subito una cosa, non facciamo miracoli, uno faccia miracoli e non è finita benissimo, quindi proprio non, diciamo che non facciamo miracoli, cerchiamo di applicare quello che abbiamo imparato e di dare una risposta ai bisogni dei pazienti. Prima lei parlava di disabilità, parlava di meno fortunati, noi come medici
attraversiamo tutta la nostra vita cercando di aiutare gli ammalati, che sono l'anello debole della nostra società e che dobbiamo curare, e quindi siamo quotidianamente a contatto con la sofferenza, con il bisogno, con le necessità, alle quali cerchiamo di dare delle risposte ragionate utilizzando quello che la scienza ci mette a disposizione. Un'ultima cosa, direi a Mirko: non deve ringraziare me, ma deve ringraziare il donatore. Tutti i trapiantati e tutti quanti noi dobbiamo ringraziare i donatori e le loro famiglie, perché sono persone che hanno deciso, donando gli organi, e questo possiamo farlo tutti quanti noi quando andiamo in comune a rinnovare la nostra carta d'identità e quindi a esprimere il nostro assenso, il nostro consenso alla donazione degli organi, possiamo, con la nostra morte, che è un atto di lutto, che è un episodio negativo, ridare vita agli altri. E credo che questo sia il miglior ringraziamento che possiamo fare in questa fine d'anno. Allora andiamo a sentire anche l'intervista di Mirko Bernardiniello, andiamo a sentire e poi commentiamo. Allora, cosa vuol dire questa serata, Presidente, per voi, soprattutto per far capire, come si parlava con Diletta Troian, il valore della donazione? Il valore della donazione, noi siamo quelli che l'abbiamo come missione, cioè noi lo riteniamo una nostra missione. Uno dei compiti fondamentali dell'AIDO è quella di informare le persone e sensibilizzarle a una corretta informazione perché loro possano fare una scelta, diciamo, consapevole. Ecco, secondo lei siamo culturalmente preparati o c'è ancora molta strada da fare? Diciamo che c'è ancora tanta strada perché le persone non sono direttamente interessate a questi fatti, diciamo. Ci arrivano magari perché degli amici è successo qualcosa, oppure magari vengono a conoscenza attraverso dei familiari che hanno avuto dei problemi o hanno dei problemi, ecco. Perciò questi non sono molti in Italia, fortunatamente, e di fatto la stragrande maggioranza della popolazione non è a conoscenza, diciamo, della donazione, e poi si arrivano al rinnovo della carta d'identità e gli fanno la domanda, e quello è un problema. Ecco perché noi cerchiamo di sensibilizzare le persone perché arrivino che hanno la coscienza, sanno che dovranno fare una scelta. Grazie Presidente, veramente grazie e complimenti per tutto quello che fate. Adesso ci avviciniamo a un altro uomo, un'altra persona. Siamo con Bernardiniello Mirko. Allora Mirko, perché sei qui? Spieghiamo l'importanza invece della donazione con Mirko. Allora, io le dico solamente una cosa, che dal mio punto di vista la donazione è una cosa importantissima, che tutti tranquillamente possono fare, basta solamente un semplice sì, e praticamente una volta dato l'ok si può arrivare a salvare fino a 7 vite, quindi una persona che purtroppo, ahimè, non ha più vita, però tranquillamente può donare per dare la vita a qualcun altro. L'appello che vuoi fare, Mirko, questa sera qual è? L'appello che voglio fare io è che tutti quanti con un semplice sì possono dare una mano a più persone, come ho già detto, e soprattutto voglio rendermi anche testimonial, in quanto io sono il primo ricevente da cuore fermo in Italia e nel mondo per il tempo di elettrocardiogramma a piatto da parte del donatore. E io sono l'esempio che anche se non c'è più vita, può essere che la persona ricevente può ancora avere la possibilità di dare ancora tanto. Io sono l'esempio, 1 anno e mezzo che sono stato trapiantato, dall'11 maggio del 2023, e sono qua. Chi è che vuoi ringraziare in prima persona? Sono tante, lo so, le persone che tu vorresti ringraziare, ma quella che in particolare proprio vuoi dire grazie? In particolare sono, diciamo, 3. Una è il professor Gerosa, Gino Gerosa, che per me è diventato un papà. Paolo Zanatta, un altro professore che anche per me è diventato, non posso dire un papà ma un fratello, perché penso a poco siamo lì come età. E poi voglio citare anche il presidente nazionale Giuseppe Feltrin, il quale che anche lui ha dato una mano forte quella sera. Naturalmente poi ci sarebbero tante altre persone, tra cui anche la Patrizia che è qui presente, e dopo 2 persone in particolare, che queste potrò sempre dire che sono i miei angeli custodi, mia mamma e mio papà. E innanzitutto, sopra tutti, il mio donatore, che purtroppo non c'è più, però.
Come avete visto, Mirko si è commosso, si è incrinata la voce, è un ricordo veramente importante, anche straziante. Come avete sentito, sono tante le persone, c'è una squadra attorno a questo uomo trapiantato. Grazie Mirko e complimenti per tutto. A voi. Grazie. Allora, caro Mirko, grazie soprattutto per l'umanità e la sensibilità, ma soprattutto io so che il professor Gerosa vuole parlare di miracoli, ma noi in Veneto diciamo che sta un miracolo, non venite a fare, perché nel momento del partito per noi il professore è un miracolo. Lasciamo a lei giustamente, da bravo tecnico come dice lei, professore, però per noi è un miracolo e lo diciamo sempre. Grazie di esistere, professor Gerosa, lei, tutta la squadra, chi vuole, però grazie. Mirko, cosa vuoi dire? A chi? Al prof? Al prof? Al prof ne ho dette già tante, perciò l'unica cosa, sì, ormai siamo diventati un po' di confidenza, in confidenza, e tante volte lui, ecco, l'unica cosa che lui mi dice, Mirko, mi raccomando, non commuoverti. E purtroppo è dura. Però ce la devo mettere tutta, anche perché è una promessa che gli ho fatto, quindi devo resistere. Bello tosto, Mirko, bello tosto. Devo resistere, devo essere, come suol dire, devo fare bel gioco, no, bel viso e cattivo gioco, come si dice. E il prof, niente, siamo arrivati a fine di un altro anno, prof, ormai sono anni che ci conosciamo, e più dire tanti auguri, andare avanti sempre così. Si commuove, prof, non c'è niente da fare, Mirko è così. Mirko è così, professore, il bello di Mirko è questo. Ecco, però Mirko, quello che volevo anche chiederti, quando hai sentito di questo intervento enorme a cuore battente, come hai detto prima, io sono stato l'unico a fare questo a cuore fermo, poi hai sentito un'altra meraviglia, il cuore. Cosa hai provato, Mirko? Niente, quando ho sentito diciamo, questa notizia di questo evolversi, diciamo, del mio intervento, ho detto il prof ci stupisce ancora. Ha fatto un altro passo avanti e continua a stupire, perché sì, inutile che diciamo non sono miracoli, è la scienza che va avanti. C'è chi ci mette la faccia, come nel caso adesso del prof e la sua equipe, tutti assieme, perché il prof è il prof, però diciamo che anche il prof ha alle spalle persone competenti e soprattutto tanti professionisti. E niente, c'è il discorso che il prof ci mette del suo, cioè lui va avanti e dice io devo provare, vado avanti, naturalmente sempre con le dovute maniere, perché innanzitutto il paziente soprattutto, però che, come si dice, chi non risica non rosica. Abbiamo Mariangela da Mignagolo, poi andiamo dal prof. Prego Mariangela. Caduta la linea. Pronto? Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno, io sono Marica. Marica, scusa, ok. Volevo innanzitutto complimentarmi con Mirko. Volevo mandare un bacio grande alla Patrizia e a tutti quelli che si trovano in questa grande famiglia del dono. Io sono la moglie di un donatore multiorgano. E che dire, mi trovo dalla parte opposta a Mirko, però io le voglio un gran bene a tutti quanti, perché io sono sicura che anche il mio Giovanni in questo momento starà sicuramente festeggiando, perché lui era un altruista, e sicuramente mi starà ringraziando, perché grazie a lui vivono 7 persone, cuore, fegato, pancreas, reni, corne, tutto quanto è andato a buon fine. E io voglio concludere questo anno con un pensiero anche a loro, di non abbattersi mai e di andare sempre avanti a testa alta. Basta, questo è quello che io voglio dire, perché anche mio papà ha ricevuto le cornee, sicché in quel momento in cui la Patrizia mi chiedeva appunto se volevo donare, io all'inizio avevo detto no, però poi ho pensato a mio papà, ho pensato ad un precedente lutto che io ho avuto, che se ci fosse stato un qualcosa avrei avuto il mio bambino con me, e invece purtroppo non c'ero più. E penso che la mia sia una testimonianza non quanto per farmi vedere, ok?
ma tanto per aiutare il prossimo a decidere per un sì, di essere sempre tutti uniti, di andare avanti e mai arrendersi. Tutto qua. Grazie cara Marica, una telefonata importantissima che riguarda la donazione, l'importanza di capire, ecco, questa donazione che dobbiamo assolutamente tutti fare un passo in avanti, non a lato. Professor Gerosa, cosa ci aspetterà nel 2025? Noi abbiamo sentito questo trapianto meraviglioso, cuor battente, abbiamo sentito del cuore artificiale. Cosa ci racconta, professore? E dobbiamo trovare una risposta per tutti quei pazienti che sono affetti da scompenso cardiaco terminale e per i quali al momento attuale il trapianto di cuore rappresenta l'unica risposta terapeutica. Sappiamo che fortunatamente, come dico sempre io, grazie alla legge sul casco, i donatori in morte cerebrale per cause post-traumatiche si sono ridotti, si sono quasi azzerati, e questa è una buonissima cosa, però naturalmente dobbiamo trovare quindi delle soluzioni terapeutiche alternative in modo tale da poter dare appunto delle risposte a quei pazienti che per uno scompenso cardiaco terminale rischiano di morire entro 6 mesi, 1 anno. E la ricerca potrà aiutarci con il cuore artificiale. Ce ne sono già 2 attualmente, però si possono migliorare per migliorare la qualità di vita dei nostri pazienti, e poi ci sono anche altre ipotesi terapeutiche che stiamo percorrendo. L'importanza della donazione, professor Gerosa, lei che tocca con mano questo argomento, c'è abbastanza informazione anche per quanto riguarda il mondo giovanile? Io ho molti ragazzi che vorrebbero diventare anche protagonisti, vorrebbero toccare con mano la realtà. Io ho chiesto ai direttori generali di far entrare questi ragazzi negli ospedali, di renderli partecipi a quella che è la realtà, perché loro più di ascoltare vogliono anche vedere, perché sono curiosi. Cosa dice, professor Gerosa? Allora, intanto la testimonianza della signora Marica prima è stata fondamentale, importantissima, perché la donazione è solidarietà, e la solidarietà è un pilastro sul quale qualsiasi società civile deve costruirsi e deve reggersi. E poi molto bella la sua idea di contattare i direttori generali e il provveditorato scolastico per far trascorrere un po' di tempo all'interno degli ospedali, all'interno delle corsie ai ragazzi, per comprendere il significato della malattia, della sofferenza, e quindi a caduta il rispetto della vita, il rispetto dell'altro. Professor Gerosa, sa perché dico questo? Perché io, oltre a fare la messa in prova con questi ragazzi, che molti dei quali vengono visti anche in maniera sbagliata, perché noi siamo bravi a mettere le etichette, uno dà una bustina e diventa subito un spacciatore, uno fa un piccolo furto diventa un ladro. Ecco, io vorrei dare la possibilità invece a questi ragazzi di un altro percorso, un percorso di condivisione di quello che è il bene futuro, che è essere umani, essere sensibili, e forse proprio a queste realtà che hanno sbagliato fargli toccare con mano quello che è veramente il male, la presenza del male. E quando tu entri in un ospedale, in una sala operatoria, è un altro mondo, la vedi la disperazione, tocchi il male, c'è un altro profumo, non è più il profumo della strada, è il profumo dell'ospedale che ti fa capire diverse cose. Io sto cercando di fare questo sia con i direttori generali, perché è là che si apre, e comincio a vedere dei spiragli molto buoni, professore, perché è inutile che continuiamo a fare tavoli di concertazione che poi non si sa dove andiamo a parare, molti convegni sempre addetti ai lavori. Dobbiamo renderli protagonisti questi ragazzi, e siccome loro vogliono emozioni forti e noi gliele diamo, e dove meglio dell'ospedale? Con voi, professore, con voi che potete far capire l'importanza anche della donazione, perché vedono con mano quello che realizzate. Ma sa che fatica, professor Gerosa? Che non sono mica tutti quanti attenti, perché poi la politica ti viene contro, no? Perché? Perché non rendi visibile il politico, rendi visibile quello che è invece il fulcro, che è l'ospedale, che è la squadra che lavora all'interno. Sindaco, anche voi dovete fare questo, però sì, dovete aiutarmi e premere, come ha detto il professor Gerosa, per cercare di smuovere e di far capire che forse dobbiamo fare altri percorsi con questi ragazzi che abbiamo. Avete sentito anche ieri un altro suicidio in carcere. Cosa servono i carceri se in questo momento abbiamo dei suicidi che hanno superato l'asticella? C'è qualcosa da rivedere, questa è la verità. Prego, Sindaco. La Mirella è molto furba,
Mi ha chiamato per 3 motivi. Uno, vabbè, sono medico veterinario, professore. Mia figlia è medico ed è cardiologa all'ospedale di Udine. E 3, Salgareda, il mio paese, è il paese del professor Tommaseo, non so se lo ricorda, il professor Tommaso Tommaseo, primo trapianto biorgano a Treviso, lo ha fatto lui. E quindi, però sono qui per la testimonianza delle associazioni Avis-Aido nel territorio che stanno facendo questo lavoro importantissimo. Non più tardi di qualche settimana fa abbiamo fatto un concerto a Ponte di Piave insieme i 2 comuni Salgareda e Ponte di Piave proprio con Avis-Aido, e credetemi la sala era stracolma, piena, proprio per sensibilizzare questo tipo di situazioni che si vengono a creare continuamente io direi in tutto il territorio nazionale. Ovviamente noi facciamo la nostra parte per il territorio trevigiano, che è quello della donazione dal sangue al midollo osseo e poi via via tutti gli organi, che è, come diceva il professore, una cosa molto semplice e banale, basta venire in municipio e registrarsi, quindi la cosa è facilissima. Quindi io sono qui per testimoniare che tantissimi volontari sono veramente dediti a questa importante situazione che si sta creando. Lo vediamo purtroppo con gli incidenti stradali, molto spesso questi ragazzi che purtroppo vengono a mancare diciamo, rendono disponibile qui la testimonianza anche della signora Marica, commovente, e anche io la ringrazio veramente per quelle parole che ha detto. E poi dico un'altra ultima cosa, professore, io sono stato anch'io operato, ho fatto l'ablazione per una fibrillazione atriale, e se posso dirla tutta, i medici eccezionali, gli infermieri eccezionali, i reparti veramente di altissimo livello. E a Mirko dico che lui proviene da una città importante che è Rovigo, quindi è una città di rugbisti, i rugbisti sono forti e quindi facciamo questo gemellaggio Rovigo-Treviso di diciamo uno sport importante di persone che cercano di dare il massimo nel gioco e anche nella vita. Quindi in bocca al lupo per quello che hai avuto e per quello che andrai avanti. Viva il lupo, sì. E così. E grazie soprattutto alla sanità, professori eccezionali, medici che si dedicano, volontari che danno una mano, e a noi amministratori divulgare sicuramente. Ma lo facciamo qui giovani, Mirella, guarda, noi quando i ragazzi compiono 18 anni facciamo una festa, ti dico l'esempio mio del mio paese, e proprio la prima cosa che facciamo è pubblicizzare quello che riguarda la donazione del sangue, che è il primo passo, perché poi viene tutto di conseguenza, è molto semplice. E l'abbiamo visto, l'abbiamo notato, abbiamo dei presidenti dell'Aido e dell'Avis che si danno veramente tanto da fare. Vede Sindaco, io la ringrazio, non mi piace la parola furba perché non sono furba. No, ma lo dico perché sono sveglia, Sindaco, ecco, quello sì. Infatti il mio programma si chiama Sveglia Veneti. Sveglia mi piace molto, sì, sono sveglia. Ma se mi inviti vuol dire sa perché sono sveglia? No, invito tutti i sindaci perché sono quelli del territorio, non solo lei, stamattina ne ho 3 addirittura, anche 4 forse, perché sono quelli dove il cittadino bussa alla porta, sono quelli che devono rispondere al territorio, sono quelli che hanno la coperta più corta nonostante gli impegni che hanno, impegni molto grandi, di rispondere ai cittadini. È una coperta corta che non sta più bene perché vi hanno dato delle incombenze enormi. Ecco, siete responsabili della salute dei cittadini, siete responsabili di tutto, però giustamente non ce la fate. Vedi Sindaco, non è il problema, che lo dico sempre, che io devo essere fortunata ad avere il sindaco di Quarto d'Altino, di Cortina, di Salgareda. Io devo essere fortunata ad avere quello che mi aspetta di diritto, che è conoscere, avere la possibilità di conoscere, di capire dove può arrivare la mia curiosità. E questo lo possono fare gli addetti ai lavori, lo possono fare quelli che veramente sanno
cosa sta succedendo nel territorio. E quello che succede è la sicurezza, ma la sicurezza anche all'interno degli ospedali, non solo fuori. All'interno degli ospedali, questi medici, questi che si vedono con le spalle al muro, che non hanno difese. Ecco, e voi poi avete questa mattina un'eccellenza che è il professor Gerosa, che dice invece loro dove stanno parando, dove stanno cercando di arrivare, sempre più in là, ma per salvare le vite, non per toglierle. Qua è il problema. Allora noi dobbiamo mettere in sicurezza anche queste realtà che abbiamo la fortuna di avere, perché questi non possono avere il nemico dietro l'angolo ed avere il problema di uscire o dalla sala operatoria perché incontrano il fuori di testa. No, noi dobbiamo mettere in sicurezza, e per mettere in sicurezza bisogna investire, sindaco. La politica deve investire nella famiglia, deve investire nella scuola, nella cultura e nella ricerca, ma mi sembra che la politica stia ascoltando qualcun altro. Però professor Gerosa, si va avanti, si cerca, adesso non si sogna più l'America per un grande intervento, è l'America magari che sogna di venire in Italia e magari di essere operata dal professor Gerosa e dalla sua squadra. In poco tempo cosa siete riusciti a fare, professore? Ecco, lei dice non sono miracoli, no, per noi sono veramente miracoli, perché grazie a voi siamo riusciti ad avere questo, al vostro impegno, alla vostra determinazione, ecco, di cercare di centrare l'obiettivo che è salvare le vite. Prego, professor Gerosa. Sì, con l'ultimo intervento, che in realtà quello del trapianto totalmente a cuore battente, nel senso che dal momento del prelievo dell'organo al trasporto dell'organo e al reimpianto dell'organo, il cuore non l'abbiamo mai fermato, ha continuato a pulsare, ha continuato a battere, e questa è una cosa in cui siamo, come dire, l'abbiamo realizzata prima degli americani, per rispondere alla sua domanda. Adesso non so se gli americani vorranno venire in Italia, ma sicuramente questa è testimonianza di un sistema sanitario, quello nostro nazionale, universalistico, che non ha pari al mondo, e quindi dobbiamo avere cura del nostro sistema sanitario nazionale e dobbiamo proteggerlo e tutelarlo. Questo sicuramente è un messaggio molto forte che trasmettiamo ai politici. E dopodiché come fare? Come arrivare a queste soluzioni innovative? Beh, mettendo insieme quelli che sono le 3 colonne portanti, quindi l'esperienza, la creatività e il coraggio chirurgico, ma su queste 3 colonne deve appoggiare un architrave fondamentale, che è fondamentale non solamente in medicina e in chirurgia, ma in tutti gli aspetti della vita sociale, che è l'etica. L'etica, cioè avere il senso che quello che facciamo porterà un beneficio al nostro paziente. Andiamo a vedere questo primo trapianto a cuore battente, poi lo commentiamo. 39 anni fa il primo trapianto di cuore in Italia, 1 anno fa il primo trapianto di cuore fermo da 20 minuti, 2 settimane fa il primo trapianto al mondo di un cuore che non ha mai smesso di battere. Taglia un traguardo eccezionale l'equipe della cardiochirurgia di Padova diretta da Gino Gerosa, 10 professionisti in sala, 2 di loro sono arrivati con il cuore, un viaggio di 3 ore, poi il trapianto su un paziente veneto di circa 60 anni. È una rivoluzione questo trapianto, perché a differenza del trapianto come venivano condotti precedentemente, il cuore non viene mai fermato, sia nella fase di espianto, di prelievo, sia durante il trasporto, sia durante il successivo trapianto, il reimpianto all'interno del ricevente. Quindi è un cuore che non smette mai di battere, che non viene mai fermato. Una tecnica rivoluzionaria che riduce i rischi per l'organo e per il paziente. Questo naturalmente riduce tutti i rischi connessi al fatto di fermare il cuore, tecnicamente si dice danno da ischemia e riperfusione, migliorando quindi l'outcome dei nostri pazienti. Il paziente sta bene, è in fase di dimissione, un trapianto primo al mondo che mette a punto una nuova tecnica basata su 3 pilastri. La creatività, l'esperienza, perché è necessaria l'esperienza per poter disegnare nuovi percorsi, la creatività perché naturalmente la fantasia è fondamentale per il ricercatore per riuscire a identificare nuovi percorsi, e poi il coraggio chirurgico. Tutto quanto però questi 3 pilastri, su questi 3 pilastri appoggia l'architrave dell'etica, che è il momento fondante con il quale lavorare. Tanti grazie che Gino Gerosa rivolge alla sua equipe, all'ospedale, ma il primo grazie per il donatore e la sua famiglia che hanno scelto di fare diventare vita il momento della morte. Sono 850 i pazienti
pazienti che in Italia attendono un trapianto di cuore, solo la metà potranno riceverlo. Per questo a Padova si continua a lavorare su vari progetti. Per cui si sta pensando ad altre strade, che sono strade che si stanno già sviluppando nel mondo, quella dello xenotrapianto, la seconda quella del cuore artificiale. Padova è all'interno di questi percorsi, sempre con questa sua creatività, con questa sua capacità di essere un passo avanti agli altri. Abbiamo Paola da Padova in linea, vai Paola. Sì, buongiorno. Buongiorno Mirella e buongiorno a tutti e grazie per questa grandissima opportunità di avere sempre persone squisite, tra le quali oggi anche il professor Gerosa, al quale noi tutti ci inchiniamo. Professor Gerosa, grazie mille di tutto, però le volevo fare, forse può servire non solo a me ma a tutti quelli che sono in ascolto, un chiarimento. Il cuore non ha mai cessato di battere, quindi il donatore era morto, fra virgolette, o era vivo? E poi viene data l'anestesia al donatore. Comunque le dico questo perché ho avuto l'occasione di assistere parenti e genitori e le assicuro che anche un attimo prima di morire erano coscienti, perché con gli occhi e con le lacrime o con un dito mi hanno risposto. Poi la seconda domanda che le volevo fare: perché nei pronti soccorsi, anche in quello di Padova, non c'è un cardiologo o quantomeno non viene chiamato nell'immediato, pur di giorno feriale, persone sessantenni che ancora insomma si sa che sono ancora giovani, con un problema importante cardiaco, in questo caso magari fibrillazione ventricolare, che si sa che è serissimo, però non è così sentenza di morte. Ho chiesto spiegazioni, sì, molto spesso si muore, però non è detto che, ma se forse invece di lasciare lì 1 ora e 40 minuti facendo il prelievo di sangue venisse chiamato un cardiologo, forse naturalmente, e la spiegazione che tanto, anche se vive così tanto tempo, non essendo il cervello ossigenato, poteva restare menomato, ma magari il familiare si accontenta anche di pulirgli i piedi purché di avere comunque in vita questo familiare. Immagino che lei sia al corrente che non c'è un cardiologo e che comunque non è detto che venga chiamato. Ecco, io la ringrazio tantissimo e complimenti sempre tanti. L'eccellenza, l'eccezionalità che con lei sembra che sia quando raggiungendo il sogno di routine, però nei pronti soccorsi, nella mia modesta e grandissima ignoranza nel settore. Molto chiara Paola, fammi andare avanti perché sei stata chiarissima, sentiamo la risposta del professore. Prego professore. Allora, ringrazio per le 2 domande che sono puntualissime ed importantissime. Rispondo prima alla seconda. Allora, nel pronto soccorso di Padova c'è un cardiologo a disposizione perché c'è una cardiologia e quindi nel momento in cui arriva un paziente con un problema cardiologico, il primo professionista che viene chiamato è sicuramente un cardiologo. Anzi, alzo l'asticella, addirittura a Padova c'è un servizio per cui un paziente che arriva con una fibrillazione ventricolare, come citava lei prima, che è una condizione gravissima per il paziente perché lo porta a morte, dove bisogna garantire la perfusione del cervello, c'è il sistema ECMO, che è una pompa esterna che viene connessa perché c'è un ECMO team che viene allertato in emergenza, è gestito dai cardiochirurghi, che arriva in pronto soccorso e impianta l'ECMO nel paziente proprio per garantire il flusso del sangue al cervello e proteggerlo. Questo per quanto riguarda la seconda domanda. Per quanto riguarda la prima domanda, è chiaro che ogni donatore è un cadavere, è morto, perché per essere un donatore deve essere morto. Allora le rubo 2 minuti alla conduttrice per spiegare il concetto di morte. Il concetto di morte è uno solo, cioè la cessazione irreversibile delle funzioni cerebrali. Che il cuore batta o non batta, quello che sta a significare la morte di un soggetto è la cessazione irreversibile delle funzioni cerebrali. Poi abbiamo 2 criteri per l'accertamento della morte. Un criterio neurologico, che è quindi quello della morte cerebrale, che è quello tipico dei donatori in morte cerebrale a cuore battente. E poi un secondo criterio di accertamento della morte, che è la registrazione dell'elettrocardiogramma piatto per 20 minuti. Ed è il soggetto, il cadavere, dal quale è stato prelevato il cuore, che poi è stato trapiantato a Mirko. Il soggetto non è morto, non viene definito morto perché il cuore non ha battuto per 20 minuti, ma viene definito morto perché
quell'accertamento di morte con l'elettrocardiogramma a piatto per 20 minuti sta a testimoniare l'avvenuta morte cerebrale. Dopo tecnicamente non entro nel dettaglio di come far ripartire il cuore, poterlo giudicare, valutare per poi eseguire il trapianto. Molto chiaro e la ringrazio professore anche di questa spiegazione, è una spiegazione molto importante perché giustamente a casa le persone, se non sono ben informate, capisce qual è il problema dell'informazione corretta che deve essere data dagli addetti ai lavori, ecco, per tranquillizzare le persone. Allora professor Gerosa, lei non lo sa ma abbiamo pensato di fare un regalo a lei, perché a lei e a tutta la sua squadra, alla clinica universitaria di Padova, perché quello che ha detto Mirko Bernardiniello, emozionandosi, e lo ringrazio perché l'emozione fa sempre bene, forse dovremmo emozionarci di più perché fa bene emozionarsi, vuol dire che dentro di te provi un qualcosa che fino a poco tempo fa magari non sentivi, e l'emozione è fondamentale. Ecco, io spero veramente di emozionare lei e la sua squadra con questa persona che adesso le presenterò, ma che la conoscerà più avanti, perché abbiamo deciso tutti assieme di farle un grande regalo. E con chi? Proprio con questi ragazzi giovani, questi ragazzi che hanno capito l'importanza della cultura, dell'arte, della musica. Allora sentiamo prima l'intervista di Tullio Giacomini, che è il presidente di questa meravigliosa orchestra formata da ragazzi dai 12 ai 22 anni, veneti, tutti veneti, professore, e abbiamo deciso di organizzare per lei questo evento con un concerto fatto da questa orchestra meravigliosa grazie a questo presidente Tullio Giacomini. Andiamo a sentire Tullio e poi facciamo sentire questa meravigliosa orchestra che suonerà per il professor Gerosa, per tutta l'equipe, per questa clinica universitaria meravigliosa di Padova. Andiamo a vedere. Allora siamo col presidente Tullio Giacomini, un grande uomo, un uomo molto umano, ma soprattutto cosa è riuscito a mettere in piedi non questa sera, ma da tanti anni. Questa passione dove nasce, quando nasce? È nata un quarto di secolo fa, 25 anni. E allora ho incontrato dei maestri di musica con i quali parlando è venuta fuori l'idea di fare un'associazione che vada a favore dei ragazzi. E da questa idea si è sviluppata un'associazione, e questa associazione si rivolge soprattutto ai giovani che hanno la passione per la musica e ha l'intento di portarli a fare l'attività musicale. Ci siamo accorti che questa era una strada giusta per dare a questi ragazzi l'occasione di stare assieme, di fare solidarietà fra loro e soprattutto di suonare assieme, cosa che è molto importante perché la musica, oltre che unire e dare una formazione, diciamo, tecnica, ha anche l'aspetto di educazione e di formazione. Questi sono i buoni esempi, tu stai dando un buon esempio, un esempio anche a tutti quei ragazzi, a quelle persone che hanno perso la strada dei valori, Tullio Giacomini. Sì, mi interessa molto che questi ragazzi trovino la possibilità di essere un domani dei buoni cittadini. E vi assicuro che la scuola della musica, la formazione musicale dà certamente questa possibilità. Io dico sempre anche a questi ragazzi: tenete il vostro strumento sempre accanto a voi, perché potete anche stancarvi di suonare, potete anche cambiare l'oggetto della vostra gioventù, non so, giocare a calcio. Ma lo strumento deve essere sempre conservato.
Ecco professore, questa orchestra suonerà dal vivo per lei, naturalmente abbiamo bisogno di una data dove lei ci sia, non potevamo noi inventarci la data perché ci deve essere assolutamente presente, perché è il minimo che possiamo fare. Noi in Italia dobbiamo iniziare a premiare chi se lo merita. Ecco, le persone che se lo meritano sono anche queste persone e noi veramente dobbiamo dire grazie, e perciò spero che gradisca questo pensiero di Tullio Giacomini, di questo presidente che purtroppo questa mattina ha anche problemi di salute, non poteva essere presente, ma che voleva dedicare questo personale concerto a lei e a tutta la squadra. Prego professor Gerosa. Allora, intanto il regalo è splendido e ringrazio a nome mio e a nome della mia equipe, di tutti i chirurghi, il personale infermieristico, il personale tecnico del Centro Gallucci per questo regalo che accogliamo con grande favore, ma come sempre, siccome dico che si può far meglio, alzo l'asticella e quindi dico che a novembre dell'anno prossimo ricorrono i 40 anni del primo trapianto di cuore eseguito da Vincenzo Gallucci nel 1985 a Padova, e celebreremo quell'evento con una serie di manifestazioni nel quale sarà un piacere, oltre a venirli ad ascoltare quando faranno il concerto a breve termine, quindi troveremo sicuramente una data, invitare quell'orchestra per quell'evento di novembre dell'anno prossimo. Grazie. Io la ringrazio a nome di tutti questi ragazzi. Guardi professore, io ogni volta che li ascolto mi emoziono perché ce la mettono veramente tutta, sono bravissimi, danno degli esempi anche ai loro ragazzi, anzi vediamo se riusciamo a trovare, voglio farle vedere prima che vada via anche l'intervista a questa ragazza che abbiamo sentito ieri. Chiedo al nostro bravissimo regista Italo Morau, che è un genio su queste cose, per farle sentire al sindaco anche quanto importante è parlare con loro, renderli protagonisti. Ecco, è un'intervista molto importante di una ragazza e di un ragazzo, che poi il ragazzo è diventato anche professore, ma soprattutto cosa dicono ai loro ragazzi. Sono loro che parlano, sono loro che dobbiamo lasciar parlare, che sanno come rivolgersi ai loro coetanei. Noi delle volte, sindaco, dobbiamo anche fare un passo al lato, dobbiamo dare a loro le cattedre e noi ascoltare, perché li ascoltiamo poco, non li intrighiamo abbastanza, sindaco. No, è vero quello che dici, però devo dirti anche la verità che c'è comunque uno stimolo continuo da parte di noi amministratori per lasciare spazio ai ragazzi. Cioè, questo, guardate, è indiscutibile. Io lo vedo anche, io parlo della mia attività nel mio comune, ma vedo che anche l'altra sera che abbiamo fatto serate con per esempio, parlo di attività sportive, sai che a Salgareda abbiamo una squadra di basket dei ragazzi in carrozzina ed è stata realizzata di fatto da giovani che si sono impegnati in questo. Vedo, anche noi abbiamo un'orchestra, si chiamano gli orchestrani e sono tutti giovani. Ma sai, decine e decine di ragazzi, parlando adesso di musica, che suonano la chitarra classica, che suonano il violino e si impegnano, lavorano e studiano. Guardate, non tutto quello che si sente in giro, parlo dei ragazzi, anche il litigio che c'è stato l'altro giorno in centro a Treviso, è composto da qualche banda, ma se no la maggior parte dei ragazzi sono ragazzi seri, che studiano e anche lavorano d'estate, io li ho visti, si impegnano. Adesso c'è un bel gruppo di giovani, parlo sempre da me, che si dedicano alla politica, che si dedicano al volontariato. Guarda, no, sono un patrimonio che comunque noi diamo attenzione, non è vero che li trascuriamo. È vero che abbiamo bisogno che le famiglie ci aiutino a condurli verso attività molto importanti. Guarda, io non parlo mai di ognuno sceglie la sua strada, però io a Salgareda in 5 anni ho dato dei premi agli universitari, sono 92. Ma vede sindaco, io lo dico tutte le mattine, forse giustamente non è che potete seguire la trasmissione, io non devo essere fortunata a vivere a Salgareda, a Cortina, a Ponte di Piave, a Cortina.
io devo avere quello che mi aspetta di diritto, anche se non vivo in questi paesi, non ho questi sindaci. E questo non avviene, sindaco, inutile che ce la giriamo. Ormai è il Far West tra questi giovani, questi si uccidono, sindaco, non è un litigio, questi si uccidono, è un problema grande che bisogna toccare con mano e risolvere, non guardare da un'altra parte perché io cerco di fare il mio. No, tutti dobbiamo fare assieme quello per aiutare queste realtà, perché questi vanno presi per mano uno a uno e vedere cos'è che non funziona. Non è possibile che questi si ammazzino in continuazione. Sai, già il quarto e il quinto ormai, per niente, perché non c'è un motivo valido. E qual è il motivo? È la droga che gira a nastro, sindaco. E chi è che ferma? Chi è che controlla? Questi hanno un nemico dietro l'angolo che gli beve il cervello e nessuno fa niente. Ma stiamo scherzando? Arrivano sempre di più droghe sintetiche. Ho avuto gli addetti ai lavori, non sanno più da che parte girarsi, non abbiamo strutture per i ricoveri. Non va bene, sindaco, non va bene. Andiamo a sentire questa ragazza invece che va bene, questo è l'esempio. No, perché dopo, giusto? Allora, cosa vuol dire di questi ragazzi, di questi giovani meravigliosi? Poi ci avviciniamo, anzi, direttore, vediamo questa meraviglia, ecco, allora, che lei ci presenterà, sì. Prego. Allora, Tiziano Fingolo, il nostro, lui suona la tromba e il flicorno, e invece Daphne che suona il flauto. Loro sono nell'orchestra credo da più di 10 anni. Io un po' meno, ma lui da più di 10 anni. Quindi questa orchestra nasce 22 anni fa. I ragazzi che sono stati giovani, che sono stati con noi, sono più di 1000, quindi abbiamo, diciamo, lavorato solo per loro. No, mi scusi direttore, ridica il numero per cortesia. Sono più di 1000 ragazzi che provengono da tutto il Triveneto, e qualcuno, come nel caso di Tiziano, adesso è un prof, si è diplomato, e quindi adesso lui farà quello che abbiamo fatto noi con lui, cioè l'insegnante. Ecco. Una bellissima esperienza, un bellissimo dono, visto che questa sera si parla di dono, un bellissimo dono che loro hanno fatto a me e a tutta l'associazione Cegratum di Treviso, e quindi non possiamo che essere non soddisfatti, ma più che soddisfatti per quello che abbiamo seminato in questi anni. Grazie direttore, veramente grazie. Allora, bellissima, con una sensibilità estrema, guardate lo strumento che suona. Quando è nata questa passione, che hai sentito che dentro di te c'era un qualcosa che ti attirava, un qualcosa che forse ha delle radici che magari nascoste, che non immaginavi? Prego. Intanto il mio prozio, lo zio di mio padre, era un direttore d'orchestra, quindi sono cresciuta con la musica grazie a lui, e tutto è nato ancora quando ero alle materne, che facevano questa attività nella quale molti strumenti venivano a suonare per noi bambini, e da quel giorno io mi innamorai del flauto e insistei per riuscire a suonarlo fino a circa i 7 anni, quando i miei genitori hanno acconsentito affinché lo suonassi, e tutt'oggi che ne ho 17 continuo a suonarlo. Un'altra cosa che volevo chiederti, che messaggio vorresti dare? Prima abbiamo sentito il messaggio del trapiantato, abbiamo sentito il messaggio della direttrice Troian, il tuo messaggio ai giovani quale sarebbe? Il mio messaggio probabilmente è: avvicinatevi alla musica, perché è una passione che vi travolge e vi fa sentire proprio immersi in un mondo completamente nuovo, che fa vivere delle esperienze che solo chi suona può provarle e effettivamente capire di cosa stiamo parlando, e credo che Tiziano possa concordare con me. E quindi giovani, e comunque a tutti i miei coetanei, chi mi ascolta, immergetevi nella musica, buttatevi, perché è un'esperienza fantastica e non riuscirete mai più a fermarvi. Allora, professor Gerosa, visto che stamattina ha fatto staccare la spina, chissà che domande mi farà Mirella questa mattina, dove andrò a parare. Invece ho cercato veramente di far capire l'importanza che abbiamo la fortuna di avere di questi ragazzi, che bisogna aiutarli, sopportarli, credere in loro e soprattutto ascoltarli. Prego, professor Gerosa. Sì, soprattutto investire sui giovani, questo è importante. È questo che l'Italia dovrebbe fare, investire sui giovani, perché sono la risorsa di ogni paese. Però mi faccio aggiungere una cosa, visto che prima la signora che ha chiamato aveva parlato di fibrillazione ventricolare, mi sembra importante ricordare la fondazione di Dino e Valentina Ometto, la fondazione Ometto,
che è nata in ricordo del figlio che è morto per una fibrillazione ventricolare, e l'obiettivo della Fondazione Ometto è quello di dotare tutte le scuole, di dotare le città, hanno cominciato con Treviso, continuano con Padova e adesso anche le aziende, dei defibrillatori, perché un defibrillatore può salvarti la vita nel momento in cui è disponibile, si può utilizzare e c'è del personale che è stato addestrato ad utilizzarlo. L'hanno distribuito anche a Padova sulle autovetture delle forze dell'ordine, in modo tale che una diffusione capillare di questo strumento può aiutare anche al di fuori di pronto soccorso, oltre che al territorio, la possibilità di salvare delle vite. Grazie per averlo detto, professore. Forse se lo facciamo diventare obbligatorio, ecco, mettere obbligatoriamente questo defibrillatore, soprattutto anche nelle scuole, ma in tutti gli ambienti a rischio, sarebbe veramente, non è obbligatorio, Sindaco? Sulle scuole non è. Sandra da Padova, vai Sandra. Ciao Mirella e buongiorno agli ospiti. Io devo dire che questa mattina sono, da quando hai cominciato, seduta qui ad ascoltarvi, e l'emozione è grande, Mirella. Tu sei il comandante di questa flotta. E poi volevo complimentarmi con tutti gli ospiti, il professor Gerosa, perché è un'eccellenza, tutta l'equipe. Io ho avuto delle tachicardie, sono andata l'anno scorso con la pressione bassissima al pronto soccorso, e poi l'equipe del Gallucci, la dottoressa Susana, mi ha fatto tutto monitoraggio e devo dire che mi ha dato una cura per queste fibrillazioni che sono impercettibili, però si scoprono solo con l'Holter, con varie visite, e devo dire che ho avuto una positività di più, persone preparate, gentili, affettuose, ecco, affettuose, perché io non sono più giovanissima, e devo dire che Padova e so anche altri ospedali, però l'eccellenza di Padova è conosciuta in tutto il mondo. Grazie, scusami Sandra, ma devo correre assolutamente, perché anche Mirko Bernardiniello vuole salutare il professore, il sindaco di Saigareda ci deve lasciare perché ha l'ambulatorio. Allora Mirko, cosa vuoi dire? Anche tu devi dire tante cose, prego. Beh, innanzitutto volevo salutare e fare un forte abbraccio a Marica, che conosco bene, so la sua storia, è una storia molto toccante e, come ho sempre detto, per me è una persona importantissima. E innanzitutto volevo anche dirle tanti auguri per buona fine, buon principio, anche se so che è un periodo un po' particolare per lei. Poi volevo anticipare che già il professore comunque è già a conoscenza, che prendendo lo spunto dal sindaco e dal tuo regalo al prof, volevo dire che anche a Rovigo stiamo organizzando una serata l'11 aprile del 2025 presso il Teatro Sociale, dove anche lì ci sarà musica, ci saranno testimonianze e soprattutto tanti ospiti, tra i quali, tornando sul discorso del rugby, allacciandomi a prima, è stata chiesta la presenza di una rappresentazione, diciamo, rappresentativa di Treviso, della Veneto, i quali hanno già confermato. È stata chiesta una presenza anche del Petrarca Padova e anche del Rugby Rovigo, naturalmente, per il semplice motivo che io sono di Rovigo, Padova è il trapianto, Treviso è stato il mio donatore. E il rugby perché? Perché il rugby è sostegno. Tutto questo fatto unito insieme in una serata. La facciamo in organizzazione insieme alle associazioni del dono, in particolare con l'AIDO. E non volevo anche ricordare, spezzare una lancia anche per l'ADMO, perché soprattutto per i giovani ADMO è il momento, è una cosa molto importante, perché il midollo osseo è molto importante. Certo. Dopo detto ciò, volevo dire anche un'altra piccola cosa, che innanzitutto negli ospedali, io parlo per quanto mi riguarda, poi manca rispetto nei confronti del personale. Io ho un rapporto che ormai sono diventato come un fratello, un amico, un compagno di classe, un compagno di scuola, perché anche quest'anno ho fatto il mio giro di tutto il centro Gallucci, dalla cardiologia fino diciamo, agli uffici dei dottori, a fare gli auguri, ho portato un pensiero a tutti.
Sì, ho lasciato un segno, credo positivo nei confronti dei dottori e soprattutto anche la soddisfazione che trovano a vedere una persona che ha avuto bisogno e che realmente si rende, cioè ci mette la faccia per dire grazie a voi, perché solo voi siete riusciti a fare quello che praticamente non si poteva fare. Io stessa cosa ho fatto anche qui a Treviso con l'equipe del professor Zanatta, e anche lì sono andato a trovarli settimana scorsa, in quali saluto tutti quanti anche lì. L'unica cosa che torno a ripetere, ci vuole più rispetto, ci vuole più cercare di collaborare diciamo con gli infermieri, con i dottori e con quant'altro, perché secondo me questo può essere una cosa che io ho già detto a un medico ancora tanti anni fa. Il primo amico che deve avere un paziente deve essere proprio il medico, perché così il medico ha le confidenze da parte dell'ammalato, altrimenti l'ammalato si tiene tutto chiuso e non gli dice niente al medico. Detto ciò, hai detto tutto? Come ho detto prima, ho pensato a tutti e ho pensato anche a te. Ti do un piccolo pensiero. Grazie. Questo pensiero che è stato portato in tutti gli ospedali e di Padova e di Treviso. L'apriamo subito, io sono curiosa. È un dono che io ho fatto con il cuore, ecco. Eccolo qua, guardate che bella. Guardate che bella, vediamo se l'apro. Sindaco, come ci saluta? Che auguri vuole fare? Grazie Mirko, veramente grazie di cuore. Sono auguri semplici di fine anno, ovviamente, e speriamo un ottimo 2025. E visto che l'argomento si è portato sui medici, io sono veramente fiero e orgoglioso di avere una figlia medico e quindi capisco tutte le loro problematiche e mi associo a quello che dice Mirko, che il rispetto verso chi ci dà veramente una mano deve essere sempre mantenuto e portato in alto. Per quanto riguarda la sanità ha, come abbiamo visto, ha delle eccellenze, ha delle notevoli eccellenze e di questo ovviamente tutti gli italiani devono essere fieri ed è giusto, secondo me, sopportare nel miglior modo possibile economicamente con l'accompagnamento anche di buone parole tutti i nostri sanitari che ci danno una mano. Il futuro dei ragazzi è loro, sicuramente, ovviamente. Speriamo che questa situazione, che è molto grave, lo dicevi tu prima, è vero, non si capisce perché un ragazzo deve uscire con un coltello, proprio e questo secondo me è un ruolo che spetta anche alle famiglie. Non un ragazzo, molti ragazzi purtroppo. Grazie veramente. Ma ci sono molti ragazzi che come vedi si dedicano a cose buone. E bisogna però farli vedere, farli ascoltare, perché questi sono gli esempi da ascoltare. Grazie al sindaco, sentiamo come ci saluta il professor Gino Gerosa. Che auguri vuole fare? Allora, intanto la ringrazio per l'invito, perché ho sentito molte parole di incoraggiamento e di riconoscenza nei confronti della mia equipe e questo mi riempie di gioia. Dico, possiamo fare meglio? Certo, si può sempre fare meglio come in tutti gli aspetti e gli ambiti della vita e quindi cercheremo di fare meglio ulteriormente. Auguro a tutti i suoi ascoltatori e a lei e ai suoi ospiti di studio naturalmente un 2025 che sia di grande soddisfazione, ma soprattutto mando un grande abbraccio non solo a Mirko, ma soprattutto ai suoi genitori che sono stati fondamentali in questa lunga. Sono qui presenti che la stanno ascoltando, professor Gerosa, sono qui presenti. Un grande abbraccio anche a loro. Grazie veramente, grazie professor Gerosa, faccia delle buone feste meritatissime, ecco questo staccare la spina che a volte serve, visto questi ambienti meravigliosi che abbiamo la fortuna di avere perché abitiamo sul più bel paese del mondo, fanno chilometri e chilometri per venirci a visitare, perciò penso che anche il professor Gerosa e tutte le persone che veramente ce la stanno mettendo tutta, fare staccare un po' la spina non fa di sicuro male. Grazie professore, buone feste veramente, grazie di essere stato con noi. Grazie a Mirko Bernardinello, grazie al sindaco veramente Favaretto di Salgareda di essere stato con noi. Grazie, grazie. Pubblicità.
un'altra ospite graditissima, salutiamo la dottoressa Gabriella Chiellino. Buongiorno dottoressa, si presenti dottoressa, che abbiamo ospite questa mattina per chi non la conosce, prego. Beh, innanzitutto buongiorno Mirella, e se sono qui è perché ti voglio tanto bene. Intanto sono in cima ad un monte a 1000 metri e sono un'imprenditrice, però insomma una persona che si occupa di conversione ecologica, per cui il miglior modo per chiudere l'anno era occuparsi dell'ecologia della nostra casa comune e fare un cammino. Siamo in un cammino di 90 km in Umbria con la mia famiglia e sto vivendo la sobrietà del camminare con uno zaino, con il necessario per vivere in questi giorni, e quindi capire quanto la vita richiede anche poco per essere vissuta. L'importante sono le relazioni e l'importante è proprio le cose necessarie per vivere la giornata. E quindi un buongiorno a tutti e sono felice di essere qui ospite da te. Allora, dottoressa Chiellino, quello che però vorrei anche capire, secondo lei cosa vede in questi giovani? Noi abbiamo esempi negativi, ma ne abbiamo tanti di positivi. Questa meraviglia di giovani che abbiamo, che forse, come si diceva nell'ora precedente, ecco, li ascoltiamo poco questi ragazzi, loro si stanno spendendo molto invece anche per l'ambiente. Ecco, come vede dal suo osservatorio, dottoressa Chiellino? Allora, innanzitutto è un osservatorio che ringrazio perché è un osservatorio professionale, nel senso che noi abbiamo un'azienda con più di 50 persone, con una media d'età sui 35-40, ma abbiamo anche appena laureati perché facciamo anche molte tesi, e vedo persone molto interessate a questi temi dell'ambiente, però che hanno bisogno di una nuova qualità di vita. Quindi rispetto alla nostra generazione, è una generazione, quella che incontro io professionalmente, che ha studiato, che vuole un equilibrio anche con la propria vita personale, e ovviamente che desidera vivere con una qualità buona di vita, e in questo momento lo scoglio a livello professionale è legato al tema economico, perché i nostri ragazzi in altri ambiti europei o fuori l'Europa hanno delle potenzialità di lavoro economiche maggiori delle nostre, e noi abbiamo delle difficoltà su questo fronte per tenerceli vicini. Sul fronte invece degli adolescenti che sentivo parlare prima, è ovvio che è un ambito dei ragazzi in crescita che cercano la loro strada. Il nostro compito penso sia supportarli e ascoltarli, dandogli dei buoni esempi di vita. E noi interrompo un secondo perché abbiamo Roberto da Salzano, se no mi cade la linea e poi è un problema. Vai Roberto. Buongiorno, vi saluto tutti, vi faccio gli auguri e ringrazio te per quest'anno, per quello che hai detto e quello che fai. Grazie Roberto. Io sto ascoltando la trasmissione con molto interesse, ma non sono molto ottimista, perché sentivo il dottore, anche tu parlavi che noi abbiamo una sanità di eccellenza. Non è vero, è di eccellenza solo per pochi. Io le faccio un piccolo esempio, che faccio parte di un'associazione, delle volte ci sono delle persone, tempo fa abbiamo aiutato una signora che tira 600 euro al mese perché ha un problema sanitario, ma non un problema sanitario non da adesso, da un anno. Sa, le persone che hanno, questa persona ha 88 anni e ogni piccolo problema per lei è un gran problema. Ora deve fare una piccola operazione, noi abbiamo portato al pronto soccorso, non le dico cosa le hanno detto, non hanno nemmeno prenotata perché ha detto che sono cose che si faranno. Quindi pensa lei, una signora di 89 anni che nessuno gli dà un consiglio, nessuno la supporta, allora ci siamo interessati noi e per vie traverse, come si fa in Italia, siamo riusciti a portare questa operazione fra 2 mesi. Se questa è l'eccellenza della nostra sanità, vorrei qualcos'altro, perché quando si parla di eccellenza deve essere per tutti, perché siamo in un paese democratico in cui le eccellenze dovrebbero essere per tutti. Quello che volevo, e mi auguro che nel 2025 ci sia qualcuno che faccia qualcosa per queste persone
persone, perché io sento dire ultimamente che le cose vanno, non è vero, perché la povertà sta aumentando, i ragazzi, che lei sta parlando di ragazzi, sono sempre meno supportati perché trovano il lavoro e poi li lasciano a casa. Va bene, la saluto, la ringrazio e buon anno per tutti. Grazie anche a te, Roberto. Vedi, Roberto, bisogna guardare sempre anche il bicchiere mezzo pieno, non solo quello mezzo vuoto. Mezzo pieno è che se tu vai al pronto soccorso, come abbiamo fatto anche pochi giorni fa con un invisibile, il pronto soccorso riceve, ti visita e vieni accolto. Questo è quello che è della sanità nostra, e se hai un problema urgente vieni operato se sei grave. Questo dobbiamo dirlo, Roberto. Poi che ci siano tante cose che non funzionano con le liste d'attesa, questo è dovuto anche alla carenza anche di medici che abbiamo sfortunatamente, oppure le ore che lavorano, però dobbiamo anche guardare questo bicchiere mezzo pieno, che è quello che non muori sulla strada come invece viene in America. Arriveremo a questo? Non lo so, ma al momento so, l'ho vissuto, questa persona, questo invisibile che non voleva nessuno, ricoverato all'ospedale subito senza nessun problema. Questa è anche la sanità che funziona fortunatamente gratuita. Prego, dottoressa, cosa vuole dire? Beh, ovviamente sul tema della sanità, il tema della nostra salute, e quindi la popolazione ovviamente anziana sta aumentando. Noi come dicevo stiamo puntando sia professionalmente sui giovani, cercando di supportarli nella loro crescita, negli studi tecnici, e proprio perché, come si diceva prima, mancano anche dei giovani nel mondo del lavoro, soprattutto in queste materie scientifiche. Ci siamo occupati di andare anche nelle scuole superiori per spingere o comunque far amare anche gli STEM, cioè le materie scientifiche, ai ragazzi, proprio per indurli a proseguire dei percorsi che possono portare le competenze qui nel nostro paese, mantenerle e sviluppare dei progetti di risoluzione di tematiche e problematiche che abbiamo, tra cui ovviamente avere più medici. E quest'anno sono venuta da te qualche mese fa con il concorso Ecologica che abbiamo portato nelle scuole superiori del Veneto, e questo concorso permette proprio di promuovere dei progetti concreti. Stiamo con vedendo testimonial. il sito, dottoressa Chiellino, che lei ha mandato, prego. Questo è proprio un concorso che ringrazio anche tutto il mondo delle imprese privato, ha come partner anche Confindustria Nord-Est e la stessa Paola Carrone, oggi presidente di Confindustria Veneto Est, che ci ha dato supporto proprio nel lancio l'altro anno. Abbiamo parlato a più di 300 ragazzi nella prima edizione, quest'anno ne sono iscritti più di 500 da tutto il Veneto, e il premio speciale che è stato vinto nell'annata precedente ha permesso a una classe di 25 studenti di passare un soggiorno nella patria dell'ecologia integrale, dove nasce il Cantico delle Creature, che è Assisi. Io ho avuto la possibilità di vivere con loro questa esperienza, dove abbiamo puntato al prendersi cura anche di se stessi, anche per il tema proprio sanitario, partire dall'amare noi stessi, dal prendersi cura di noi per riuscire a relazionare meglio con gli altri. E quindi sono stati 5 giorni di lavoro positivo con i ragazzi, con esperienze concrete anche in una comunità di poveri di Assisi, dove hanno potuto toccare con mano chi non ha nulla, proprio per rendersi conto come loro, anche con lo studio, con quello che imparano. Era una classe di meccatronica che quindi progetta soluzioni elettroniche e meccaniche, possono portare delle soluzioni positive anche per le abitazioni e per ridurre magari i costi degli impianti nelle nostre case. E quindi vivere con loro... Mi scusi se glielo dico, devo correre purtroppo perché il tempo è tiranno, ma io sono anche convinta che abbiamo una tecnologia che ci permetterebbe veramente di migliorare la qualità di vita e dell'ambiente. Il problema è che bisogna investire è importantissimo, però mi sembra che qualcuno non ascolti molto questa parola,
parole di investimento su quella che può essere anche il nostro ambiente, la nostra futura generazione, perché loro si stanno battendo per questo, per l'ambiente, perché ci sono molti dubbi. Prego. Ma io penso che in questo momento sia un momento appunto di passaggio, di transizione, come viene chiamato, importante. E stiamo vivendo in questi giorni proprio anche le tranche del PNRR che ha portato e dovrà portare ancora dei progetti, e bisogna impegnarsi con grande responsabilità in progetti utili al nostro territorio che permettano di investire in tecnologie innovative e tecnologie che permettano di ridurre le spese anche energetiche. Si è parlato tanto in questo anno anche di comunità energetiche, io ci credo ancora, spero che nel 2025 ne riusciamo a fare molte anche in Veneto, proprio per supportare la riduzione della spesa energetica, visto che in alcuni casi, aumentando la spesa sanitaria proprio per queste visite private, si permetta di equilibrare diciamo il budget di una famiglia di anziani che hanno pensioni ridotte, per cui riuscire a far capire ai ragazzi come lo studio e il poter applicare soluzioni innovative a minore impatto permette di dare un supporto a tutta la comunità di qualsiasi generazione, di qualsiasi età. È questo che io mi auguro per il prossimo anno, di crescere non come individui ma come persone, di credere nella relazione, nella comunità. Noi oggi siamo in cammino proprio per ricordarci quanto è importante essere famiglia, quanto è importante quello che abbiamo nella sobrietà, proprio per supportare chi non ha niente, come ha detto il signore di prima. Bisogna aiutarsi in momenti magari di difficoltà dove non tutti possono permettersi purtroppo una cura sanitaria o permettersi di pagare delle bollette. Quindi l'augurio è di guardare cosa fa il vicino e se il vicino ha bisogno facciamo comunità. Allora andiamo a vedere, vi porto a Belluno, andiamo a vedere questo servizio Politica Ragazzi. Quel bel faccino durerà poco. Erano stati espliciti i 4 giovanissimi che hanno affrontato armati di coltello e spray e il peperoncino l'addetto alla vigilanza di un locale pubblico di via San Crispino a Padova, tutti subito fermati dalla polizia. Un episodio che porta alla ribalta la pericolosità sociale di questi gruppi, spesso formati da giovanissimi di seconda generazione che proprio nella banda trovano la forza per atti che dal bullismo passano alla vera e propria aggressione. Solo un giovane su 3 ha fiducia nelle decisioni politiche. Destra o sinistra non fa differenza, la democrazia è messa in discussione e pensare al ricambio della generazione che governa preoccupa. In Alpago, coinvolgendo gli studenti delle medie, si è cercato di invertire il trend. In occasione della recente inaugurazione del distretto sanitario, il taglio del nastro, per esempio, è stato affidato al sindaco dei ragazzi. Abbiamo la fascia tricolore classica, che è quella del sindaco, ma abbiamo anche la fascia tricolore del sindaco dei ragazzi del comune di Alpago, che è stato, il cui consiglio è stato istituito 2 anni e mezzo fa, quando sono stato eletto sindaco, ed è una cosa importante perché dà una prospettiva di sviluppo, dà l'immagine anche che il comune di Alpago investe sui giovani, dà la possibilità ai giovani di avvicinarsi alla vita amministrativa e con questo anche vogliamo realizzare un piccolo vivaio dal quale dopo attingere al futuro. I dati statistici dicono che le uniche forme di partecipazione politica che riescono a raccogliere consenso tra i giovani sono le petizioni online, 41%, e le raccolte di firme per il referendum, 31%. Non c'è proprio voglia invece di partecipazione politica attiva. Solo il 6% è interessato alle riunioni di partito e il 9% a quelle sindacali. Contrariamente a quanto si potrebbe credere, sarebbe limitata anche la partecipazione alle manifestazioni per l'ambiente, 17%, o contro la guerra, 11%. Ecco perché iniziative come questa diventano particolarmente preziose. Il Consiglio Comunale dei Giovani Ragazzi è rivolto principalmente ai ragazzi che frequentano la prima media e la seconda media e ha l'obiettivo appunto di coinvolgere in tutte le attività amministrative, specialmente quelle che riguardano le
politiche giovanili i nostri ragazzi, e quindi partecipano ai consigli che sono di loro interesse, partecipano a eventi importanti per noi e danno consigli, danno supporto, aiutano anche il consiglio comunale, il sindaco e gli assessori a fare meglio il proprio lavoro, magari andando a proporre qualche nuova idea. Allora, dottoressa Chiellino, cosa ne pensa? Intrigare di più questi ragazzi anche con la politica? Io sono dell'idea, e lo dico ormai da diversi anni, ma non dico una novità, in altri paesi europei ci sono, di coinvolgere i sedicenni e farli votare, perché come dico sempre, diamo loro il patentino e li mettiamo nella strada, forse hanno le idee chiare anche per quello che è un voto importante. Cosa ne pensa, dottoressa? Ma penso che bisogna lavorare su questo. Io quest'anno ho avuto delle esperienze positive, grazie anche nelle elezioni europee a maggio, di incontrare, fatalità, proprio a Treviso, il più bel evento delle elezioni europee è stato organizzato dagli studenti all'Auditorium Santa Caterina, e sono riusciti a fare domande importanti dopo un mese di lavoro, dove hanno raccolto come gruppi di ragazzi delle scuole superiori tutte le loro attese dalle politiche e dall'Europa, e su questo hanno fatto domande ai candidati parlamentari. Quindi ragazzi molto attenti, ovviamente hanno trovato la disponibilità, in questo caso di docenti, che li hanno fatti lavorare sulle elezioni europee, e poi la fortuna anche di aver lavorato con chi andava per la prima volta a votare. Bisogna impegnarsi, bisogna spendersi per loro, dare del tempo e disponibilità, lavorando proprio nelle scuole, perché da lì c'è il seme di partenza dove poter farli discutere, farli approfondire tematiche in maniera sana e approfondita, ripeto, senza slogan, perché se facciamo una politica di slogan, come molte volte noi adulti la riduciamo, è ovvio che ai ragazzi non gli si dà l'opportunità di approfondire l'argomento e di capire. Io vedo che dentro i ragazzi c'è quello che eravamo noi alla loro età, quel seme di speranza, di voglia di conoscere, di voglia di fare. Questa speranza, che è la parte spirituale, esiste e non la possiamo noi annullare. Anche quando fanno queste cose estreme, sono alla ricerca di qualcosa. Quindi dobbiamo anche noi, con esempi positivi di noi adulti, dargli il tempo di trovare quel qualcosa che è quella spiritualità, quel seme di visione del futuro, dove loro si realizzano. E non è facile, però bisogna con loro camminare, che è la scelta in questi giorni. Noi abbiamo con noi anche proprio degli adolescenti, per camminare con loro e confrontarci sulla bellezza del cammino, nella difficoltà della salita, ma nella bellezza della discesa. Abbiamo la nostra Giusy in linea. Ciao Giusy. Ciao Mirella, ciao a tutti i tuoi ospiti. Intanto faccio gli auguri a tutto il mondo, Mirella, perché possa cambiare con tutte queste guerre in corso. Poi agli angeli, quelli di giorno e quello di notte, che aiutano tutti i più deboli, perché il fa un mestiere, Mirella, di giorno e di notte, freddo e caldo e come che sia. E a Rete Veneta, Mirella, che ne dà possibilità di sfogarsi, perché questo è un sfogatoio, come che ho sempre detto, e a te, Mirella, che te dà un coraggio forte di dirgli a tutti quei che sbagliano, cioè chi pensa di non sbagliare ma delle volte sbaglia, che ci sia qualche rimedio, insomma, di aiutare di più tutta sta gente qua, insomma, a Rete Veneta, ai conduttori tutti, e al regista che è molto, è nobile quando parla, è nobile, a tutti i registi, va bene? Ti ringrazio. Grazie cara Giusy, e ringrazio anche per questi complimenti che fate a tutta questa squadra meravigliosa che mi supporta, che mi aiuta, ed è veramente un grazie sentito. Giusy, se lo meritano veramente tanto, perché sono veramente dei bravi ragazzi, dei bravi tecnici che stanno facendo proprio anche, diciamo, anche quando ascoltano, ecco, questa sensibilità che hanno, la felicità di chi chiama, che è la vostra, e li
ringraziate, perciò ecco, sono tanti, li ringraziamo tutti come ha fatto Giusy, perché veramente sono sempre nel pezzo. Allora, dottoressa Chiellino, ormai siamo quasi in chiusura, lei so che è oltre i 1000 metri, un panorama bellissimo, ma questo paese così meraviglioso, dottoressa, dove ho detto anche prima fanno chilometri e chilometri per venirci a visitare, abbiamo i borghi più belli, le zone più belle del mondo che neppure noi le conosciamo. Ecco, come fare anche per far capire che forse dovremmo apprezzare di più, girare di più questo paese meraviglioso che abbiamo avuto dove abbiamo avuto la fortuna di nascere, dottoressa Chiellino, proprio per l'ambiente che ci circonda, per la forma morfologica che ha questa Italia, questo stivale meraviglioso. Prego, dottoressa. Il segreto è non andare a cercare altrove, già che poi viaggiare, prendere aerei eccetera inquina, conosciamo l'Italia, conosciamo il Veneto, il Friuli, io in questo momento mi trovo in Umbria, giriamo l'Italia, giriamola anche a piedi, sono esperienze, i cammini incredibili perché aumentano il valore della relazione, si incontrano le persone e si condividono le bellezze, le difficoltà, ci si dà anche forza, per cui il nostro compito come tecnici per i progetti che facciamo nel rispetto dell'ambiente, nella protezione dell'ambiente, è oggi proteggere il nostro paese da questo cambiamento climatico, quindi dalle esondazioni, da queste paure che abbiamo quando magari piove troppo o in alcune parti d'Italia non piove proprio. Per cui il nostro compito è rimanere qui per proteggere il nostro territorio e chi ci ascolta camminate che fa stare bene, per cui anche nel paese in cui si è, tante volte proprio camminare anche vicino ai posti dove si vive si trovano dei panorami splendidi. Io per esempio che vivo in quel di Venezia, i tramonti veneziani qualche volta non li ho trovati in nessun'altra parte del mondo, per cui curiamoci del nostro territorio. Noi per dirvi, a Natale abbiamo deciso con la nostra parrocchia, c'era l'iniziativa del comune adotta un'aiuola e ci siamo presi un'area a verde, fatalità c'era anche la statua di San Giuseppe come protezione della famiglia e ci siamo uniti come persone e adesso ci prenderemo cura. Sono cose banali, magari raccogliere le foglie, dipingere l'icona eccetera, però che ci fanno stare insieme e ci fanno prendere cura di un qualcosa che è fuori casa nostra, fuori le nostre mura, e questo è il primo step. Anche domani brindare coi vicini di casa, anche con una cosa semplice, un panettone, un dolce fatto in casa, però questo vuol dire relazionarci, non sentirci soli. Apriamo la nostra casa e condividiamo con gli altri, che è la gioia più grande, perché il nostro cuore, ripeto, noi siamo fatti di spirito e lo spirito ha bisogno di vita e di relazione. Senta, quindi dottoressa Chiellino, prima di chiudere volevo farle anche l'ultima domanda. Lei è in una regione, una delle, dicono così, almeno io l'ho visitata e devo dire la verità che è vero, una delle regioni più belle, l'Umbria, nominata poco, con veramente con un ambiente che voi non avete idea quanto bella è l'Umbria. Ho detto l'Umbria questa mattina, ma vorrei citare tutte le regioni d'Italia, ma visto che siamo in Umbria, perché andate in Umbria? Come mai, dottoressa Chiellino, ha scelto proprio, dicono, una delle regioni più belle d'Italia? Per qualcuno naturalmente, per altri altre? Allora, innanzitutto perché Assisi rimane la meta del mio cuore e di quello che vivo, quindi il cantico delle creature è lì e lì cerco di portare più amici possibili per vivere lo spirito della Laudato Si. Ma poi perché qui c'è un cammino, devo ringraziare mio marito che mi sta ascoltando, che si chiama Cammino Silente, è un cammino di 90 chilometri e volevamo vivere un'esperienza nei borghi medievali. Quindi stiamo visitando con 5 tappe i borghi
che da Melezzole a Colle Lungo, che sono in questa area vicino a Todi e Orvieto, dove riusciamo a vivere il silenzio di questi borghi. Pensa Mirella, ieri eravamo in uno dove vivono in 5 e come gli abbiamo dato vita stando con loro a prendere un caffè, e quindi sono venuta qui perché qui è la patria dove sento ancora lo spirito di San Francesco d'Assisi, e perché c'è questo cammino nuovo silente, e penso che chiudere l'anno nel silenzio, perché si sono sentite tante brutte cose, ci sono ancora molti paesi in guerra, ci sono molte persone che stanno soffrendo, e in questo momento stare in silenzio e pregare perché tutto passi, e ricordandoci nel cuore queste persone che non hanno la fortuna di poter camminare con noi in questo giorno. E quindi sono venuta qui cercando di respirare un'aria pulita e la bellezza del cantico delle creature. E adesso sentiamo gli auguri di fine anno, di buone feste, perché essendo una donna facciamo buone feste, perché abbiamo gli scaramantici della dottoressa veramente Gabriella Chiellino, che buone feste augura. Prego. Allora, auguro di capire quali sono i valori veri, le persone importanti per la propria vita, perché senza relazioni non possiamo affrontare nulla. Auguro che aprite la porta di casa domani e fate gli auguri ai vicini di casa, e di incontrare la gioia nel vostro cuore, perché con quella nel cuore si porta la gioia anche agli altri. Buon 2025, nel rispetto e nella cura degli altri e di voi stessi e del territorio in cui vivete. Grazie alla dottoressa Gabriella Chiellino di essere stata con noi, di averci fatto gli auguri di buone feste, veramente grazie. Grazie a te che mi hai invitato, ciao Mirella. Grazie dottoressa, grazie di cuore, anche una persona sempre al femminile che si dà molto a cuore, che ha molto a cuore l'ambiente, i giovani, la cultura, l'arte, la storia, e veramente fa capire l'importanza di essere nel pezzo. Dobbiamo farlo tutti noi per dare la possibilità anche a quelli che sbagliano, non hanno la fortuna di avere quello che abbiamo noi, di trovare altri percorsi. Ecco, questo lo dobbiamo alle tante fragilità che purtroppo abbiamo e che non riusciamo a capire. Quello che dobbiamo capire è che dobbiamo stare anche attenti, perché c'è l'influenza a Capodanno. Andiamo a vedere il servizio. Febbre alta, tosse, raffreddore, è in rapida diffusione il virus dell'influenza. Se di picco ancora non si può parlare, quello che è certo è che un padovano su 100, e la media veneta è migliore rispetto a quella italiana, sarà costretto a rinunciare al veglione in attesa del nuovo anno e a stare a letto. I più colpiti sono i bambini con meno di 5 anni, che rischiano di trasmettere il virus a persone fragili e anziani. Questo ci consente comunque di raccomandare sempre la vaccinazione in maniera da arrivare protetti il più possibile da queste malattie, soprattutto per i pazienti più fragili, più avanti con l'età. Ricordiamo che sono ancora aperti senza prenotazione i centri vaccinali dell'azienda USA 6 Euganea, quindi si può andare con fiducia e trovare le persone che fanno la vaccinazione. Anche la somministrazione con il Covid è importante. Più di 180.000 i padovani vaccinati contro l'influenza, 2 su 10 sono bambini. Sfiorano i 28.000 i vaccinati contro il Covid, un virus che continua a circolare, da qui l'invito alla vaccinazione soprattutto per gli anziani e le persone fragili. Rispetto all'epidemia dello scorso anno dovrebbero essere in calo tra neonati e bambini piccoli le bronchioliti. Il nostro territorio padovano è il meglio coperto del Veneto, raggiungendo il 75% della popolazione nel primo anno di vita, e addirittura 8 bambini su 10 sono coperti neonati dal reparto ospedaliero. E Mirella, dopo questo appello di vaccinare le fragilità, vi lascio con questo concerto Sinfonie di un dono, che ve lo meritate tutto. Io gli auguri ve li farò il prossimo anno, ci rivedremo il prossimo anno, perché forse ci sono persone scaramantiche, perciò è giusto così rispettare tutti. Perciò Mirella vi saluta, vi ringrazia, sono felice perché finalmente è arrivato il 5 per 1000, sono strafelice perché mi darà la possibilità di aiutare tante fragilità
che voi non avete idea quanti sono e che fra poco, quando lascerò questo studio, io incontrerò al Banco Solidale, perché anche oggi il nostro banco è aperto per aiutare chi non ha niente. Grazie, grazie, e vi lascio con Sinfonie di un dono.